Arrivati loro va un grande grazie, hanno affrontato un bel viaggio. Allora, un'aula grande come la città è il perimetro entro il quale ci muoveremo oggi, focalizzando l'attenzione sul tema del service learning, un'avanguardia educativa, avanguardia anche se il termine è stato coniato negli anni 60, è un approccio pedagogico grazie al quale la classe esce dall'aula e il mondo entra in classe. Allora ringrazio il ministro Patrizio Bianchi che è con noi, è tornato ed è stato di parola. Siamo lieti che sia qui con noi dopo che l'anno scorso ci aveva onorato della sua presenza, di fatto tenendo a battesimo il festival e facendolo diventare a tutti gli effetti nazionale. Ancora grazie. Grazie al ministro Federico D'Incà che ha voluto essere con noi, sono felicissima di questo. Permettetemi alcuni saluti di rito, ma non sono solo di rito, sono saluti veramente molto sentiti. Dunque, saluto il viceprefetto di Treviso, Antonello Roccoberton, la dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, Carmela Palumbo, Cristina Grieco, presidente di Indire, bentrovata l'assessore regionale Elena Donazzan, al professor Giorgio Vittadini, alla vicepresidente della provincia di Treviso Martina Bertelli, alla presidente della Fondazione San Nicolò Federico Pendin, grazie e saluto Nicola Stefani, consigliere della Banca Prealpi San Biagio, prezioso, insostituibile partner del festival. Saluto il comandante della stazione dei Carabinieri di Valdobbiadene Riccardo Mallardi, dei forestali Stefano Teccini, con il comandante della Guardia di Finanza di Conegliano Giuseppe Luisi. Bentrovati naturalmente agli amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri giunti da tutto lo stivale e da buona parte della Marca trevigiana. Affido subito il saluto di benvenuto al sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, nostro padrone di casa. Prego. Grazie Adriana, grazie anche per aver fatto i saluti, così evito l'imbarazzo di dimenticarmi di qualcuno. Io saluto tutti voi, benvenuti a Valdobbiadene, grazie per essere presenti, in particolare ringrazio e saluto il ministro Bianchi, il ministro D'Incà, l'assessore Donazzan che tanto ha creduto e la regione ha anche sostenuto questo festival. Benvenuti a Valdobbiadene, benvenuti a Palazzo Piva. Fra 10 giorni una parte di questo palazzo sarà sede scolastica perché abbiamo avviato dei lavori di adeguamento sismico di 2 scuole primarie e completeremo l'adeguamento sismico di tutta l'edilizia scolastica di Valdobbiadene comunale entro la prossima primavera. Grandissimo obiettivo, sono orgoglioso come amministrazione di essere riuscito in questo grazie ai contributi regionali, ministeriali, interventi concreti per la messa in sicurezza delle scuole. Interventi che hanno impegnato più o meno il 30% degli investimenti che abbiamo fatto in questi 8 anni. La spesa corrente, insomma, come tutti i comuni, 15-20% della spesa corrente è destinata alle scuole. Questo testimonia la vicinanza delle amministrazioni locali, il fatto che oggi siamo qui, saluto tutti i sindaci, amici e gli amministratori provenienti da tutta Italia, avendo voluto un po' copiare, perché ci piace anche copiare quello che di buono viene fatto, lo spirito della prima edizione dell'anno scorso del Festival dell'Innovazione Scolastica, dove le nostre scuole di Valdobbiadene hanno invitato le scuole di tutta Italia per confrontarsi su cose reali, concrete, su buoni esempi, e vogliamo anche noi confrontarci tra amministratori locali, quei comuni che hanno la fortuna di avere delle scuole molto attive, propositive e che ci fa cercare di essere una comunità educante nel vero senso della parola. Rubo lo slogan inventato da
Dico Alberto Raffaelli, un'aula grande comicità, bellissimo, bellissimo, bravo, complimenti. Noi vogliamo essere questo, e in questo dobbiamo certamente ringraziare chi ha avuto l'idea, chi ha lavorato e continua a lavorare a questo festival, che è insomma, il riassumere in qualche giorno quello che ogni giorno si fa in tutta Italia. Quindi ringrazio particolarmente Alberto Raffaelli, Giuliana Barazzuol, Giampaolo Bortolini, il mio assessore che non vedo, Martina Bertelle, che è l'assessore dell'istruzione che tanto ha lavorato. Ecco, grazie a voi, perché le buone idee, le buone pratiche hanno sempre dei nomi e cognomi e noi li abbiamo in casa. Grazie, buon lavoro. Grazie Sindaco. No, può tenerlo lì il microfono, grazie. Allora, aggiungo un altro saluto, ovviamente è doveroso, a Giuliana Barazzuol, Marco Ferrari, rispettivamente dirigenti dell'Isis Verdi di Valdobbiadene e del Malpighi, del liceo Malpighi di Bologna, che insieme a Luigi Ballerini fanno parte del comitato organizzatore del festival. Impegni precedenti hanno impedito invece al presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, di essere qui con noi, e dunque vado a leggere un breve saluto che ci ha inviato. Desidero, scrive Luca Zaia, complimentarmi per gli sforzi organizzativi profusi nella pianificazione di questa iniziativa, che oltre a rappresentare un appuntamento di primaria importanza per i professionisti del settore, annovera anche il pregio di prefigurarsi come volano di valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale. Come ebbe a dire Victor Hugo, chi apre una scuola chiude un carcere. Reputo queste parole bastevoli nell'evidenziare la centralità che il sistema scolastico deve assumere in una società civile. Ecco, questo era il presidente della Regione del Veneto, Zaia. La tavola rotonda di quest'oggi, il sindaco non l'ha detto, ma è nata proprio da Luciano Fregonese l'anno scorso, nell'ultimo giorno del festival. È stata un'idea che subito il comitato organizzatore ha accolto e condiviso. E ad accoglierla è stato in particolare Alberto Raffaelli, che è ideatore e organizzatore del festival, oltre che dirigente dell'Istituto di Ristorazione DF di Valdobbiadene. Prego. Ringrazio tutti voi e in effetti vorrei spendere due parole proprio sulla dicitura festival e sulla dicitura innovazione. Il festival ricorda la convivialità, e quando l'abbiamo messo in piedi con Luigi Ballerini, un giorno in macchina abbiamo detto: ma perché non scommettiamo sul fatto che nelle scuole italiane c'è tanto di buono? Ci sono tanti docenti, tanti dirigenti scolastici che lavorano, che rischiano, che sperimentano. Certo, a volte anche sbagliano, perché il processo di sperimentazione è sempre un adeguamento, non è mai una perfezione raggiunta, ma è lì il bello anche del nostro lavoro. E insomma, abbiamo lanciato questo sasso nello stagno e la risposta è stata incredibile. Oggi ne vediamo altri frutti. E quindi sappiamo anche di giocare un po' sporco, giochiamo sulle colline di Valdobbiadene, giochiamo sul Prosecco e in questo senso riteniamo che sia un'occasione anche di convivialità il festival, che culminerà poi con la cena di domani sera, preparata dai nostri ragazzi e dai nostri allievi. Ma ci tengo a sottolineare anche una parola sul termine innovazione, perché spesso si confonde questo termine, lo si lega in modo automatico col tema della innovazione tecnologica oppure del rinnovamento di certi protocolli, certe metodologie. In effetti, noi che abbiamo promosso questo festival ci accorgiamo che il termine innovazione sta dentro l'educazione in un modo molto più profondo. Anzi, in un certo modo noi potremmo dire che innovazione è qualcosa di connaturale all'educazione. Tutti gli insegnanti lo sanno. Se entrano in classe e fanno la lezione che hanno fatto ieri, la lezione è noiosa, incredibilmente. Un giorno ci ho pensato, è come la manna biblica, di biblica memoria, no? Se non la mangiavano quel giorno, diventava rancida, no? Ecco, l'educazione è così. Se io non la gioco nell'istante, oggi,
diventa un automatismo pesante, proprio perché è una relazione tra persone. La persona non è protocollabile, non è schematizzabile, ma la persona, ecco, mi fermo qui, sapete voi meglio di me, dite le parole che volete, ma la persona è una cosa assolutamente misteriosa e complessa. Ed è per questo che in qualche modo, in ogni istante, l'educazione è chiamata a rinnovarsi. I genitori lo sanno bene, che non è detto che di fronte a un'azione del figlio si debba fare in un certo modo, perché a volte è meglio tacere, a volte è meglio arrabbiarsi, a volte è meglio far finta di niente, a volte... Ogni istante è diverso nell'educazione ed è questo il bello, ed è questo perché non è mai finito. Ecco, noi crediamo che in questo senso questo festival che vuole valorizzare le esperienze, i tentativi, eccetera, sia veramente la strada giusta. Nel senso che una riforma, con tutto il rispetto per i teorici e dei modelli didattici, ma con tutto il rispetto per loro, noi crediamo che la vera novità nella scuola nasca qui, dai dirigenti, da voi, da noi. No? E quindi il merito e la sorpresa del ministro l'anno scorso, quando è venuto e ha valorizzato queste idee, come dire, mi ha consolato, vi assicuro, perché ho pensato, vedete, insomma, ci capiamo, ecco, questa distanza che a volte c'è con i politici viene colmata laddove ci sono delle persone che anche sanno quello che dicono e ci mettono anche il cuore. Per una scuola, come diceva il ministro l'anno scorso, una scuola carica di affetto. Anche questa espressione mi è piaciuta tantissimo, perché magari non è di moda dirla, però noi sappiamo, docenti, che se non ci mettiamo un po' di affetto per i nostri allievi non va a finire bene. Ringrazio tutti gli amministratori locali. Questa idea è nata l'anno scorso da alcuni progetti, ricordo Eugenio Paterlini di Reggio Emilia, ricordo Federico Samedà, ricordo varie scuole che hanno presentato dei progetti in cui mostravano come l'amministrazione locale ha sostenuto i processi educativi. Allora abbiamo detto, diamo voce a questa, perché questa è una strada giusta, perché il problema dei giovani non è solo un problema della scuola, è un problema di tutto il territorio, perché i giovani rappresentano proprio il vero patrimonio. E lo diciamo qua, in mezzo al patrimonio delle colline dell'UNESCO. Grazie. Grazie al professor Raffaelli. Allora direi di aprire senza indugio i lavori della tavola rotonda. Chiedo all'assessore Elena Donazzan di avvicinarsi al tavolo insieme ai ministri D'Incà e Bianchi. Prego. Parliamo di service learning, questo servizio e insegnamento. Ho trovato una bellissima definizione di questo apprendimento servizio, service learning, no? Ci riempiamo la bocca di questi termini inglesi, però ho trovato uno slogan bellissimo che ripropongo questo pomeriggio, che suona più o meno così, che apprendere serve e servire insegna. Lo trovo davvero calzante, no? Oggi, questo pomeriggio, che abbiamo da una parte gli amministratori locali e dall'altra i docenti, i dirigenti scolastici. Allora, affiderei a Elena Donazzan proprio l'intervento introduttivo. Elena Donazzan, assessore all'istruzione, formazione e lavoro. Ci siamo? Il tema è un'aula grande come la città, il service learning, quando il territorio diventa luogo di apprendimento. Intanto, guardate, l'emozione di vedere quest'aula così piena riempie il cuore, e il mio non sarà solo un saluto istituzionale, ma è carico di questa emozione. È un'emozione che ci fa dire che la sfida che abbiamo lanciato l'anno scorso, quella che ricordava Alberto Raffaelli, quella che il ministro Bianchi ha deciso di accogliere immediatamente, quella di Cristina Grieco, che con me è stata al coordinamento delle regioni sui temi dell'istruzione, formazione e lavoro, quella dell'amministrazione locale, è stata una sfida che abbiamo ben lanciato a noi stessi soprattutto, non era rivolta contro qualcun altro, perché ci siamo sentiti tutti una comunità educante, un territorio in senso molto ampio. Quando è nata l'idea di questo momento di confronto e di incontro e di condivisione,
come ha detto Alberto Raffaelli, è nato proprio dalla esigenza di 2 anni difficili di isolamento, di distanza, di solitudine. È la stessa che oggi ci fa interrogare. Di solito quando parliamo di scuola parliamo alle volte in maniera superficiale dei nostri ragazzi e degli studenti, ma la scuola, come mi ha sempre detto Carmela Palumbo, quando io ero giovanissimo assessore oltre un decennio fa, disse il mondo dell'istruzione è la più alta società complessa per densità di capitale umano. È una definizione piuttosto roboante, però mette al centro quella che Alberto prima ha detto, ecco, trovate voi una definizione, che è il mistero della persona. La persona per sua stessa natura è relazione con il prossimo da sé, è relazione col sopra di sé, la dimensione spirituale deve essere parte di questo nostro ragionamento, è una dimensione orizzontale con il nostro territorio, è una dimensione anche di riferimenti. Voi siete dirigenti scolastici. Da questo tipo di ragionamento noi siamo partiti per accompagnare l'idea bellissima di questo festival. Dico noi perché fin da subito Alberto Raffaelli ha voluto condividere con la Regione, ecco perché io porto il saluto della Regione, lo porto in maniera non solamente così formale, ma spero molto sentita. Una Regione che, se guardasse solo le competenze, cioè ciò che la norma ci dice di dover rispettare, potrebbe limitarsi al ruolo. Ma se facessi la stessa domanda a voi, che cos'è il vostro ruolo in termini di competenze normative? Voi come me potreste rispondere in maniera assolutamente didascalica, anche molto precisa se volete. Ma la scuola non si è mai fermata a questo. Non c'è solo il ruolo e le competenze della norma, c'è il carico umano di valore, di relazioni, di quando metti te stesso, sfidandoti, ecco perché ho detto che è stata una sfida a noi stessi, di immaginare la scuola come voi la vivete esattamente e di raccontarla per come la vivete. Perché con il ministro Bianchi, a cui anch'io, Alberto, volevo citare il tuo stesso ricordo dell'intervento pregno di significato, eravamo nell'aula magna della scuola di F, quando ha definito stupendo tutti la scuola che deve essere carica di affetto. Da un ministro, io lo dissi l'anno scorso, lo ripeto oggi, in un contesto cambiato, perché noi modifichiamo e siamo modificati da tutto quello che ci circonda. Poi quello che resta di profondo in noi sono i valori che hanno spinto voi ad essere insegnanti, dirigenti scolastici, il sindaco a cogliere la sfida di interpretare l'essere amministratore e primo cittadino, io stessa in qualità di assessore, in un modo che va oltre il ruolo ed è carico di affetto, cioè di relazione per quello che sta accanto a te, per l'incontro che hai. E ci siamo chiesti, e Alberto Raffaelli con il suo gruppo diciamo che ha dato vita a questo festival, tanti si occupano della scuola, se ne occupano chi fa statistica, chi studia la sociologia, chi fa le riforme, ma in verità chi è che racconta la scuola? La scuola spesso è raccontata da altri e non da noi stessi. Ecco perché la sfida grande di questo festival è mettere il meglio, non in una vetrina, ma in un momento di condivisione. Apprezzo moltissimo che abbiamo 2 ministri qui. Ringrazio il ministro Bianchi, ovviamente anche il ministro Federico D'Incà, perché l'attenzione, guardate, al di là del ruolo, siamo tutti pro tempore da qualche parte, ma vogliamo dare un senso a questa nostra storia. La storia va in profondità quando riusciamo a raccontare, a scrivere e a lasciare qualche cosa di noi. D'altra parte nei libri resta questo, dovrebbe restare questo. Di questo nostro festival restano 2 grandi domande di senso. La prima, oltre al ruolo così ben descritto dalle norme o anche mal descritto dalle norme, che cosa ci mettiamo di più nella società più complessa che è il mondo dell'istruzione e dell'educazione, così varia, così diversa, così bellissima? Cosa ci mettiamo e che cosa possiamo portare a fattore comune per evitare di essere soli? Perché noi avremo molti ragazzi che hanno sofferto di questa grande solitudine, ma anche i nostri insegnanti l'hanno sofferto ed è la nostra comunità che l'ha sofferto.
La seconda, guardando a uno spirito lungo, quindi non solo immaginando di far uscire il meglio di quello che abbiamo e di quello che è accaduto in questi anni, anche in quest'ultimo anno che ci porta dalla prima edizione, anzi anno zero, alla prima, perché questa è la prima, dopo l'imprimatur del ministro Bianchi, Festival Nazionale dell'Innovazione Scolastica. Noi ci stiamo dicendo che l'innovazione parte esattamente dalla scuola e che sa leggere una comunità in continuo cammino. I ragazzi che abbiamo davanti sono ogni giorno diversi e per incontrare la loro curiosità e per dare loro qualche messaggio, oltre ad avere valori saldamente legati al nostro non ruolo, ma il senso che diamo a quello che stiamo facendo, noi riusciamo a mettere a fattore comune e a condividere per poter guardare a che cosa, in termini di innovazione scolastica, potremmo mettere come un grande libro di storia che riusciamo a scrivere tutti insieme. E la seconda è questo aspetto che il sindaco fregonese, proprio come è stato ricordato da Alberto Raffelli, aveva lanciato la volta scorsa e su cui poco abbiamo riflettuto. Quante volte siamo frustrati dal fatto che rispetto a un fatto di cronaca si dice la scuola dov'è? La scuola non è qualcosa di altro che una parte integrante di una comunità educante. E i luoghi, noi lo sappiamo bene perché lo sforzo anche di rendere le scuole più belle, più accoglienti, più innovative è per provare ad accompagnare una comunità educante dentro un luogo bello. Ma quel luogo per noi, in particolare in Veneto, non è mai dentro una scuola. È nel rapporto della formazione professionale con il mondo economico che la circonda. DF nasce così. Nasce 11 anni fa, 12 anni fa circa, non c'era la DF prima, qui non c'era la scuola della ristorazione. Viene creata ex novo da un'amministrazione intelligente, un territorio accogliente, degli educatori coraggiosi che sfidano loro stessi pensando che si poteva sostenere, da una regione che è convinta che il rapporto di questa aula grande come la città sia esattamente il territorio a cui dobbiamo guardare. Lo facciamo quando pensiamo che le famiglie devono essere accompagnate dentro la scuola e la scuola debba essere di aiuto e punto di riferimento per le famiglie. E allora quello che abbiamo aperto in questa stagione di relazioni più forti dopo una grande solitudine è quella di capire che l'innovazione scolastica è un fatto vero, di incontro, sostanzialmente di grande incontro. Se lo lasciamo alle vostre singole esperienze è un capitale vostro, magari della vostra comunità scolastica. Lo sforzo qui in questo luogo, anche per gli anni a venire, al di là dei governi che passeranno, ma sperando di avere ministri come il ministro Bianchi, il cui cuore, l'affetto che lui ha dedicato alla scuola è l'affetto che lui prova come uomo, come persona, e che ha arricchito quel ruolo istituzionale, non viceversa, possa diventare anche un metodo di lavoro, per dire che è possibile, anzi dobbiamo tendere esattamente a questo. Ecco, io spero che anche in questo nostro cammino insieme, di questa prima edizione, dopo l'edizione 0, e ci sarà la seconda e la terza, questo mettere a fattore comune le grandi esperienze, la bellezza che c'è nelle nostre scuole, possa diventare anche un metodo di innovazione scolastica anche dentro il rapporto che ci deve essere tra chi fa la scuola, chi è la scuola, mi verrebbe da dire, e chi deve decidere della cosa pubblica, dentro un'amministrazione territoriale, dentro un'amministrazione regionale, dentro l'amministrazione nazionale dello Stato. E quindi io ringrazio appunto la presenza di voi tutti da tutte le parti d'Italia, vedo anche il benvenuto oltre a quello del sindaco in questa magnifica Valdobbiadene, ma anche nella nostra bellissima terra veneta. L'Italia è fatta di tante straordinarie ricchezze. Non dobbiamo avere la taglia unica, dobbiamo però saperle valorizzare al meglio e magari mettere a fattore comune questo linguaggio di incontro che noi qui al Festival dell'Innovazione abbiamo provato a mettere come protagonista. Grazie Assessore. Grazie Assessore Donazzan. Allora, il nostro vuole essere, abbiamo detto, un dialogo aperto sulla scuola. Vogliamo innalzare il vertice ottico per guardare da una parte al territorio come risorsa di apprendimento e dall'altra alla città come luogo di crescita personale e, è stato ribadito anche dall'assessore, collettiva soprattutto. La parola ora al Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca. Prego. Grazie, buonasera a tutti.
che fa forse questo, ecco. Buonasera a tutti, vi ringrazio per questo invito, ringrazio Alberto Raffaelli innanzitutto, insomma, per questa bellissima iniziativa del Festival dell'Innovazione Scolastica, poi chiaramente il padrone di casa, il sindaco Fregonese, il mio collega Bianchi, che sono felice di poter accogliere sul territorio veneto, e Elena Donassan, con cui normalmente mi trovo su altri tavoli, tavoli di crisi aziendale, per cui oggi parlare di scuola ci riempie sicuramente l'anima di un'iniziativa completamente diversa dalle difficoltà che troviamo sempre io ed Elena. E poi chiaramente tutte quante le autorità civili e militari presenti oggi, ringrazio i sindaci presenti e poi tutti i dirigenti scolastici che sono qui, i professori. Io tra l'altro sono marito di un insegnante che sta iniziando anche lei in queste giornate il nuovo anno scolastico. Ebbene, il mio intervento chiaramente non sarà quello del ministro Bianchi che andrà sul merito, ma è un intervento che vuole in qualche maniera riconoscervi, insomma, tutto il sacrificio e tutte le difficoltà di questi ultimi anni. Ma parto un po' da lontano anche, guardate, noi faccio un ragionamento che va un po' di là con la storia, visto che mi piace guardarla in un senso più ampio. Questo pianeta ha più o meno 5 miliardi di anni, i dinosauri sono arrivati un po' più di 200 milioni di anni fa, si sono estinti 65 milioni di anni fa. La nostra specie è una specie giovane, una specie che ha costruito, si è inserita in questo pianeta nel corso del tempo, ma di fatto ha iniziato a lasciare le proprie scritture circa 30.000 anni fa e poi è passata dalla pietra agli altri metalli qualche migliaio di anni fa. Poi ha avuto uno sviluppo eccezionale che ci ha portato oggi a essere quasi più di 7 miliardi di individui sul nostro pianeta e ha fatto un percorso impressionante negli ultimi 100 anni, anche in qualche maniera di intervento all'interno dell'ecosistema del nostro pianeta, rendendolo in qualche maniera molto più sensibile alla presenza degli esseri umani. Questo simpatico in qualche maniera si è spento e quindi noi negli ultimi 100 anni abbiamo fatto la differenza su questo pianeta in termini di innovazione tecnologica, in termini di numero di individui presenti. L'abbiamo fatto attraverso la conoscenza che si è sviluppata in sempre più persone, una conoscenza questo sviluppo della conoscenza è dato attraverso la scuola, attraverso l'impegno dei tanti insegnanti, dirigenti scolastici che ci hanno permesso appunto alla nostra comunità, di questo pianeta di potersi sviluppare attraverso innovazione tecnologica, attraverso una visione più ampia. E occorre in qualche maniera fare questo percorso storico per guardare verso il futuro, capire che cosa affronteremo. Ecco perché affrontare il tema della conoscenza diffusa nella sua innovazione diventa centrale. E questo festival è centrale all'interno del nostro paese perché ci permette di guardare verso il futuro, attraverso tutte le difficoltà che affronteremo nei prossimi anni, su come dovremo intervenire voi che avete in mano i nostri giovani, i nostri bambini, i nostri ragazzi, per gran parte della giornata scolastica. Molto spesso penso a quanto impegno ho profuso a Roma e quanto poco ho potuto vedere mia figlia. Ho avuto la fortuna di avere bravi insegnanti, dirigenti scolastici che si sono impegnati al mio posto e hanno preso il mio posto nel corso del tempo. Vi affidiamo le future generazioni per molto più tempo di quanto noi stessi dedichiamo ai nostri figli. Ecco perché siete centrali e avete bisogno di poter confrontarvi in questi momenti. Ecco perché poi questo governo, di cui io sono particolarmente fiero, ha dato una centralità attraverso l'impegno del ministro Bianchi, ma di tutto il Consiglio dei Ministri e del Presidente Draghi, nel mettere al centro la scuola, attraverso importantissimi investimenti che voi stessi avete visto nel corso del tempo e che vedete ancora di più da qui al 2026, anche in termini di assunzioni chiaramente, ma anche di innovazione, di investimento all'interno delle scuole. Diceva prima il sindaco Fregonese quanto è importante, e noi sappiamo essere un territorio anche sensibile dal punto di vista sismico, la sicurezza delle nostre scuole. Gli investimenti ci sono, ci saranno, dai più piccoli ai più grandi, da qui al 2026. Oltre a questa indicazione così importante, chiaramente vi sono poi quello che in qualche maniera sappiamo essere, l'innovazione passa attraverso il digitale, attraverso il confronto sui nuovi mezzi di comunicazione e di informazione, e lì occorre essere pronti perché i temi sono grandi e i nostri giovani vengono tra virgolette bombardati giorno dopo giorno da un sistema di informazione continue che mette a repentaglio la loro crescita. Ecco perché il digitale è un'opportunità da una parte, è un'innovazione, ma dall'altra ha bisogno di metodi di istruzione e di affrontare quello che sono i social, quelli che sono gli altri temi, attraverso un'esperienza e una costruzione che è appunto nelle vostre mani. E poi chiaramente concludo per quanto riguarda
le prospettive dei nostri giovani. Io ho avuto la fortuna di incontrare moltissimi giovani parlando di un tema che riguarda tra l'altro la campagna elettorale in corso, a cui non partecipo, quindi in qualche maniera mi sento abbastanza esterno. Il tema dell'astensionismo, il tema della partecipazione alla vita pubblica. Io percepisco, attraverso anche un libro bianco sull'astensionismo che ho prodotto mentre appunto sono ministro dei rapporti con il Parlamento, con la delega per quanto riguarda le riforme istituzionali, c'è un tema di lontananza delle nuove generazioni, ma in generale della popolazione, alla vita pubblica, prima di tutto alla partecipazione pubblica. E questo ha un sintomo, questa lontananza, questa forma di guardarlo come un qualcosa che non si partecipa. Il sintomo principale è l'astensionismo. Voi immaginate che nel nostro paese si votava si è arrivato a punte negli anni 50 del 93% di partecipazione alla vita pubblica. Oggi noi siamo arrivati al 73% per quanto riguarda le politiche nazionali e invece arriviamo a poco più del 50% per quanto riguarda i nostri comuni. Vedo tante amministrazioni locali che lo sanno perfettamente quanto il cittadino è lontano anche quando si parla del proprio comune. Ebbene, sul tema dell'astensionismo ci vuole un confronto continuo e questo, visto che è il sintomo principale, ci vuole un impegno sotto il profilo civico all'interno delle scuole. Ci vuole momenti di confronto con i nostri studenti e di ascolto. Probabilmente la politica deve fare un passo in avanti ascoltando gli insegnanti, i dirigenti scolastici, e questo lo affido al mio capace collega, il ministro Bianchi, ma ci vuole anche un ascolto sotto il profilo della partecipazione pubblica, perché la politica è la parte più importante, ed essere qui adesso, oggi, in due ministri, ma con la partecipazione della collega Donazzan, assessore regionale del Veneto, significa quanto è importante la scuola per il nostro territorio e per la vita del nostro paese. E per continuare ad essere occorre che l'impegno sia continua, i valori siano forti in un momento così difficile a livello internazionale e a livello nazionale, e ci vuole che in qualche maniera facciamo squadra insieme, uniti verso al di fuori, diciamo, delle narrative politiche che ogni tanto assomigliano dei romanzi di fantascienza, ma che in qualche maniera invece ci dobbiamo mantenere con i piedi per terra per riuscire a far sì che le prossime generazioni possano avere le nostre opportunità e possono, diciamo, condividere un percorso comune fatto di innovazione tecnologica e di salvaguardia del nostro territorio e dell'ambiente che ci circonda. Ancora grazie a tutti voi. Ringrazio il Ministro D'Incà per il suo intervento. Ha introdotto diversi temi, i social, la tecnologia, il digitale, l'educazione civica. Con i social, con il service learning, la scuola si trasforma da ambiente chiuso, una torre d'avorio in cui si coltivava e si coltiva il sapere, a finestra aperta sul mondo, ed è proprio per questo che abbiamo scelto questo tema. La parola al Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Preferisce questo? Se voi permettete io mi alzo, perché altrimenti non mi vedete là in fondo, sono piccolo io. Oh, grazie. Grazie. Grazie perché l'anno scorso ci siamo presi tutti insieme l'impegno di ritrovarci quest'anno. È stato un anno complicato questo. È stato dato di vivere una fase tra le più complicate nella storia del nostro paese. La pandemia, quella che si chiamava la peste una volta, la guerra che stiamo vivendo di riflesso, sembra quasi che dobbiamo dimenticarla, sembra che non dobbiamo più parlarne, ma la guerra c'è. La crisi, quella che una volta si chiamava la carestia, i fantasmi dell'Apocalisse, che noi possiamo tenere lontano soltanto se stiamo insieme. E allora Valdobbiadene ha una funzione importante, direi costituzionale, perché vedete, noi in questi anni abbiamo fatto una trasformazione profonda nel nostro paese. Stiamo andando verso quello che possiamo chiamare la Repubblica delle Autonomie. Sono autonome le scuole e dobbiamo difendere l'autonomia delle scuole. Sono autonomi i comuni, le province, sono autonome le regioni. Ma come si può vivere in una Repubblica delle Autonomie? Senza frammentarsi, senza che il paese esploda, senza che diventi semplicemente un condominio
di cui ricercare un amministratore che sostituisca la nostra volontà collettiva. Parlandosi. Questo è lo spirito di Valdobbiadene. L'abbiamo detto l'anno scorso e con gioia massima di chi si è sentito anche molto solo in questo periodo, ma per fortuna avevamo una squadra di governo che è straordinaria. Lo spirito di Valdobbiadene è parliamoci, parliamo fra di noi e parliamo anche a noi stessi. A volte presi dallo spasmo del fare, del rincorrere, a volte abbiamo quasi paura di parlare a noi stessi. Invece ci dobbiamo parlare di più. Approfittate di Valdobbiadene non solo per le sessioni, ma anche quando state qui fra di voi alla sera, scambiatevi le esperienze. L'autonomia vive di scambio di esperienze. Ha un valore costituzionale il confronto, non è un accessorio della democrazia, è l'essenza stessa della democrazia. Ed è quello che noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi. Io mi sono domandato spesso, ma in epoca di internet c'è ancora bisogno della scuola? Una volta, lo dicevo tante volte, l'ho detto anche l'anno scorso, si svegliava la mattina, gli veniva una parola e non sapeva a chi domandarlo. Andava dalla maestra, dal prof, gli domandava che cosa vuol dire. Carneade, chi era costui? Bah. Adesso ti viene in mente Carneade, chi era costui, vai su Wikipedia. Avremmo fatto fuori anche Manzoni in questo modo. E però togliendo proprio questo aspetto, la scuola diventa ancora più importante di prima. Diventa la scuola delle relazioni non cognitive. È una citazione che voglio fare a un amico Vitadini. Questa idea che il vivere assieme non è soltanto acquisizione di informazioni, ma è la capacità di vivere insieme. Pensate cosa vuol dire questa espressione in un momento come questo, dove il vivere insieme sembra essere soltanto trovare il modo dello scontro, della guerra, del conflitto. Vivere insieme si nutre di conoscenza, perché più conosciamo, più siamo capaci anche di parlare fra di noi. Il fatto di avere la fortuna di aver vissuto quei 100 anni in cui abbiamo contribuito, quei 500 anni, quei 1000 anni, quei 2000 anni, in cui possiamo portare nel confronto dei nostri ragazzi anche il confronto di chi è lontano ma non è morto. Quando parliamo dei nostri ragazzi di Ulisse, pensate all'Eneide. Quando pensiamo a questo vagolare per il mare infinito, sapendo che però dobbiamo trovare una meta. E lo diciamo ai nostri ragazzi. C'è un pezzo che è sempre molto bello. Quando i nostri eroi arrivano sul mare di un posto bellissimo, credo fosse il Lazio, in cui la gente era tutta felice perché mangiavano il lotto e i mangiatori di lotto erano felici perché dimenticavano qualsiasi cosa. Evitiamo di spiegare ai nostri ragazzi che vivono in un presente senza passato. Dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi che sì, si devono far carico anche del dolore del passato. Il dolore del passato non è qualcosa di negativo. Il dolore del passato è la capacità nostra di evitare il dolore del futuro. Allora una scuola che abbiamo detto deve essere aperta, non solo al territorio, ma al territorio come espressione di accoglienza, territorio come espressione di un'apertura, un territorio i cui confini sono quelli che noi siamo in grado di spostare sempre più in avanti, che deve essere inclusiva, perché dobbiamo essere in grado di insegnare ai nostri ragazzi che l'inclusione non è un gesto semplicemente positivo perché è caritatevole, ma un pezzo è fondamentale della crescita di un paese. È affettuosa. Affettuosa, grazie Elena di aver ricordato questo fatto. Non c'è scuola se non c'è affetto. Non c'è scuola se non c'è la capacità di restituire al paese l'idea che devi costruire la comunità. Vedete, è vero che la scuola è il centro della comunità, ma non è vero che la comunità sia data. La comunità non è qualcosa che noi troviamo. La comunità è una costruzione fragile, perché non c'è niente di più fragile della comunità. La comunità si può costruire, ma si può anche rapidamente deteriorare e a volte distruggere. La capacità di insegnare che il partecipare, il civismo, sono parte stessa della civiltà.
ma questa vuol dire la costruzione di quello che chiamiamo il bene comune come bene non semplicemente non mio, non tuo, ma semplicemente di qualcuno che anche non c'è. La comunità è anche di quelli che noi non conosciamo. Io credo che sia un elemento fondante per avere persone importanti che siano in grado di lasciare un segno nella loro vita collettiva. In epoca di Wikipedia c'è ancora spazio per gli insegnanti. Guardate, gli insegnanti hanno più peso di prima. Io uso sempre questa frase che mi ha colpito moltissimo. Non vuole essere rispettosa, Io credo che gli insegnanti oggi siano la patria di Lorenz, l'adulto di riferimento. I nostri ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento. A volte le famiglie non sono più quelle che erano. A volte anche le stesse famiglie vivono di questo presente esasperato. L'insegnante torna a essere quello che diceva prima Federico. È l'adulto di riferimento. Dice, ma l'insegnante è l'amico dei suoi studenti? No, è l'adulto. Puoi avere tutte le relazioni più belle che vuoi fra me e mio figlio, ma lui è mio figlio e io ho la responsabilità di essere suo padre. L'insegnante è l'adulto di riferimento. E allora deve essere capace anche di costruire queste relazioni di comunità laddove la comunità non c'è. E io credo che sia importante questo, e questo è lo spirito di Valdobbiadene. Quindi lo spirito di Valdobbiadene credo che sia importante da mantenere e vada sviluppato. E credo che vada mantenuto tutto l'anno. Quindi cominciamo fin da questa giornata a costruire la riunione dell'anno prossimo. Ci sono modi per tenere in relazione continui. Mettiamo su una piattaforma di racconti. Non dovete fare delle teorie. Vedete, c'è una stranissima cosa nel nostro paese. Noi siamo straordinari in questo paese per farci del male. Abbiamo un dottorato in flagellazione. Abbiamo un master in facciamoci del male. La scuola italiana cade a pezzi, è la più schifosa del mondo. Ma com'è, ragazzi, che il 19 c'è l'Assemblea delle Nazioni Unite dedicata all'educazione e hanno chiesto all'Italia di essere il relatore sull'inclusione. Perché non c'è nessuno nel mondo che ha fatto il lavoro che noi abbiamo fatto sull'inclusione. Non c'è nessuno. Poi si dice orientamento, poi è straordinario, perché c'è sempre qualcun altro che è meglio di noi. Ogni volta che io dico una cosa dice, i francesi, i tedeschi. I tedeschi sono quelli che al terzo anno di scuola media obbligano i bambini ad andare da una parte o dall'altra. Sono sempre quelli. Guardate che noi abbiamo eliminato la differenza nel 73 con la scuola media unica. Noi l'abbiamo fatto nel 73, è che ci siamo dimenticati di come siamo avanti. Perché a volte io ho anche questa impressione, dice siamo soli e tutti a buttare giù le classifiche che siamo gli ultimi per. Io a volte ho anche l'impressione che siamo soli perché siamo davanti. Noi su questa storia dell'inclusione siamo soli perché siamo davanti a tutti. E io ho presieduto ieri il G20 dell'istruzione e tutti i paesi a domandare ma come avete fatto? Come avete fatto ad accogliere 40.000 bambini ucraini senza dire neanche una parola? E io a dirgli, perché l'inclusione è fatta così. L'inclusione non è fatta di proclami, è fatta di lavoro silenzioso. E quando uno dice le cose che avete fatto, su questo famoso tema importante, che adesso metteremo giù per scritto, sai, dell'orientamento. Vedete, l'orientamento o è il marketing dell'ultima estate, fai questo, fai quello, oppure quel lavoro silenziosissimo che voi fate tutti i giorni, accompagnando i ragazzi nella loro vita quotidiana, in cui c'è il lavoro alla fine, c'è la facoltà, ma c'è soprattutto la capacità di crescere. Intanto si dimentica questa cosa qui. Noi abbiamo il dovere di accompagnare delle persone, fin dagli 0 anni, forse da prima, a crescere. E dobbiamo svolgere la funzione importante di essere di riferimento a queste persone. E poi ne troveremo degli altri,
poi ne troveremo anche degli altri. Fatemi dire una cosa però, sempre su questa che è stata, sono bandiere facili da sventolare. Le classi pollaio. Vi è chiaro a tutti che noi rischiamo di essere senza pulcini? Dal 2021, dall'anno scolastico 2021, non 100 anni fa, 2 anni fa, a oggi, 22-23, abbiamo 300.000 bambini in meno nelle nostre classi. Dal 21 al 31 avremo 1.400.000 bambini in meno in questo paese, quindi nelle nostre classi. Un paese che non dà ai nostri ragazzi la possibilità loro stessi di ricreare se stessi tramite i propri bambini, è un paese che fa fatica a trovare un futuro. E quindi c'è anche questo, lo sforzo che abbiamo fatto col governo, di mettere insieme tutti i pezzi, il pezzo per la famiglia, l'investimento massiccio in scuola dell'infanzia e in nidi, che abbiamo accompagnato prima di cominciare con le linee guida bellissime che ci ha scritto come ultimo atto Giancarlo Cerini, e questo tentativo di fare finalmente un pezzo di governo in cui i diversi pezzi si parlano fra di loro. Non abbiamo avuto tempo, perché stava cominciando il tempo degli incroci, e quindi in maniera molto affannosa oggi stiamo cominciando e stiamo mettendo insieme alcuni pezzi fondamentali. Uno, abbiamo già fatto la riforma degli ITS. Adesso abbiamo pronti, io ero pronto per farlo per dicembre, ma lo stiamo facendo adesso, la riforma di tutta l'area tecnica e professionale, più le linee guida per i CPA, quindi la formazione degli adulti, che sono un pezzo fondamentale non solo di inclusione, ma anche di crescita del paese, in modo da avere una filiera intera tecnico-professionale che non solo abbia uguale dignità, ma sia il perno della crescita dei territori. Adesso daremo risorse importanti, mi spiace dirlo qui, ma diamo 500 milioni adesso per i laboratori degli ITS, che però diventino laboratori di territorio, in cui le scuole possono essere di riferimento, ma le imprese possono essere di riferimento. Perché anche per queste cose vale il principio del prima, bisogna parlarsi. Perché noi possiamo fare tutti i modelli, tutte le teorie, hai ragione Alberto, tutte le teorie del mondo, ma le teorie del mondo non valgono una storia vera che noi possiamo narrare insieme. Facciamo questo, e lo stiamo facendo, e lo faremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, non nel prossimo consiglio, ma in quello successivo. Dopodiché devo andare a New York per l'Assemblea Generale, come vi ho detto, in cui mi è stato chiesto di raccontare questa storia italiana che noi italiani non vogliamo ascoltare. Bene, tutto questo è lo spirito di Valdobbiadene. Tenetelo. Adesso dico una cosa che mi emoziona molto, però la prendete perché siamo fra di noi. È l'ultima volta che vi parlo come ministro. Però uno si emoziona, ragazzi. E a cuore sì. Però cominciate subito a costruire l'evento dell'anno prossimo, perché costruendo l'evento dell'anno prossimo vi impegnate durante tutto l'anno, durante tutti i giorni, a tenere vivo lo spirito di Valdobbiadene. Quando uno dice lo spirito di Valdobbiadene in un paese che è famoso per il vino, pensa che lo spirito di Valdobbiadene sia l'alcol, e invece sono le bollicine. Ecco, consideratevi le bollicine della scuola italiana. Grazie. Ora, è difficile commentare le parole del Ministro. Io posso solamente ringraziarlo per gli spunti di riflessione. Mi sento di dire a nome del comitato organizzatore che, come abbiamo fatto l'anno scorso, raccoglieremo senza dubbio la sfida e continueremo a lavorare in questo senso e allargheremo sempre più il nostro raggio d'azione. Ministro, grazie ancora. Mi sento anche di invitarla nuovamente l'anno prossimo, a prescindere dal suo ruolo. Grazie.
Grazie al Ministro Patrizio Bianchi, al Ministro Federico D'Incà, grazie a Elena Donazzan. Noi andiamo avanti con un rapidissimo cambio di tavolo. Ancora grazie. Ci ha fatto emozionare un po' tutti, devo dire la verità. Service Learning, e allora adesso diamo spazio agli amministratori, meglio alle amministratrici. Lo dico con un po' di orgoglio perché il tavolo è completamente, ma non volutamente, è stato un caso, ma sono molto felice, è completamente al femminile. Qualcuno ha invocato le quote azzurre, ma noi orgogliosamente le teniamo tutte rosa. Allora vorrei mi raggiungesse Raffaella Curioni, assessore del Comune di Reggio Emilia. Michela Zanetti, sindaco di Fornovo. Roberta Perego. Ah, ci picchia. Ah, ma sono felice lo stesso. Lei quindi chi sostituisce? Raffaella Curioni di Reggio Emilia. Ah, proprio l'apertura. Grazie, vi abbraccio tutti. Eugenio Paterlini. Ah beh, insomma, io mi ero preparata a questa cosa sul tavolo femminile e lei mi ha stroncato proprio, senza pietà. Allora, Eugenio Paterlini, giusto? Ecco, dal Comune di Reggio Emilia. Michela Zanetti, sindaco di Fornovo, Roberta Perego del Comune di Melzo, Elisabetta Prederigo del Comune di Valdilana e Maria Virgillito del Comune di Mister Bianco, provincia di Catania. Ci siamo tutte? Eccoci, allora cominciamo a parlare di service learning e ci riferiamo appunto all'approccio pedagogico di cui abbiamo parlato prima, basato su percorsi di apprendimento in contesti di vita reale. Diamo spazio alle avanguardie, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, a coloro che hanno progettato e sperimentato progetti appunto di service learning. Vi prego di rispettare i tempi, 10 minuti per ciascuna. Allora, il primo intervento è quello di Eugenio Paterlini. Le chiedo anche di darmi il riferimento cosa fa all'interno del Comune di Reggio Emilia. Sì, buonasera a tutti. Rovino subito le quote rosa, però sostituisco l'assessore Curioni che suo malgrado, davvero suo malgrado, non è potuta essere qui oggi, quindi io sono il responsabile dei servizi educativi del Comune di Reggio Emilia, mi occupo di servizi educativi per le scuole della fascia 6-14, quindi primarie e secondarie di primo grado, e sono qui perché sono voluto tornare molto fortemente in questo posto dove l'anno scorso ci siamo incontrati in maniera molto casuale, ma molto bella, significativa. Gli incontri casuali, come spesso avviene, sono poi quelli più fecondi che porti avanti, che ti aiutano tanto nel tuo lavoro con il festival, con Alberto Raffaelli e con il resto del comitato scientifico. Noi eravamo l'anno scorso l'unico comune che ha partecipato al festival nella sessione del sabato e della domenica, e perché abbiamo portato un progetto che forse al festival ha interessato, perché insomma siamo anche stati cercati, un progetto che metteva in valore quello che a Reggio Emilia cerchiamo di fare, pur con tutte le difficoltà che gli enti locali hanno, che i territori hanno da un po' di tempo, e quindi questa forte dimensione di patto di alleanza tra ente locale e scuole, in particolare le scuole del primo ciclo, che sono le scuole sul quali l'ente locale ha anche delle competenze amministrative. Questa dimensione di patto di alleanza, di coprogettazione, vede un forte investimento economico della nostra amministrazione per le scuole in termini di educatori, non solo quelli per l'inclusione e l'integrazione scolastica, ma anche educatori che lavorino nella progettualità educativa che va a completare, a qualificare in coprogettazione con le scuole appunto l'offerta formativa delle scuole stesse.
e abbiamo un patto con i 12 istituti comprensivi della città. La nostra città è una città di 170.000 abitanti ed è attualmente organizzata in 12 autonomie scolastiche del ciclo dell'obbligo. Abbiamo questo patto che sancisce non solo i doveri che l'amministrazione comunale ha nei confronti delle scuole, ma anche tutta una parte non prevista, non obbligatoria per legge, che è una parte di forte investimento educativo. Figure professionali che vanno nelle scuole in orario curricolare ed extracurricolare e con gli insegnanti conducono progetti di approfondimento, di qualificazione delle varie aree disciplinari e interdisciplinari del curricolo. Questa è una scommessa su cui c'è un forte impegno economico da parte della nostra amministrazione, ma che è stata davvero capace in questi anni di andare incontro ai desideri delle famiglie e credo ai bisogni dei bambini e dei ragazzi di avere una scuola che si aggiorna, che ricerca, che cerca sempre un protagonismo nella direzione di un maggiore ascolto e di maggiori possibilità per i bambini di avere dei canali di accesso all'apprendimento più consoni a loro, più prossimi al loro modo di apprendere. Quindi in questa moltiplicazione di proposte, di offerte, tutti i bambini, anche quelli che hanno maggiori fragilità, possono trovare dei canali per il loro successo e per il loro accesso alla conoscenza. Allora dentro questo clima, questo sistema educativo che a Reggio, insomma, pur con tante difficoltà, perché quelle non mancano, cerchiamo di creare, di tener vivo ogni anno, è nato questo progetto di scuola diffusa che il ministro Bianchi, mi dispiace sia andato via perché è venuto poi ad inaugurare. Abbiamo fatto anche un protocollo con il ministero perché credo il ministero l'abbia ritenuta una pratica interessante, un esempio tra i tanti che nel nostro paese ci sono, ne siamo certi, però di buona pratica appunto di rapporto tra amministrazione locale e scuole. È nato dentro la pandemia, è nato nel momento in cui come comune siamo stati chiamati alla responsabilità di cercare dei luoghi alternativi alle classi scolastiche per diffondere le classi nel momento dell'obbligo del distanziamento. Dentro una comune idea di salvaguardare quanto più possibile la didattica in presenza, per i motivi che ovviamente qua non entro qua, ma insomma credo che condividiamo tutti, abbiamo avuto bisogno di allargare non solo i confini fisici delle scuole, ma anche questa idea, questo concetto di dove poter fare scuola, con quali significati. E non abbiamo cercato solo dei luoghi che potessero costituire dei luoghi idonei, delle mura che rispondessero alle caratteristiche, alle regole, alle normative. Abbiamo cercato dei luoghi di senso, cioè dei luoghi dove la didattica si potesse fare in pienezza anche nel momento della pandemia, e non solo in pienezza sostituendo d'emblée quello che si poteva fare a scuola, ma in pienezza nel senso di poter dare anche in quel momento lì una carica innovativa di ricerca a quello che i bambini andavano a fare a scuola. E per fare questo abbiamo chiamato a raccolta la nostra comunità. E la comunità ha risposto in maniera abbondante e sorprendente. Abbiamo chiamato a raccolta le istituzioni culturali, i musei, le biblioteche, i luoghi del protagonismo civico e dell'associazionismo, i centri sociali, i circoli, le parrocchie, quindi pubblici e privati, gli agriturismi. Abbiamo persino disturbato il Ministero dell'Economia perché ci siamo fatti prestare la sede della Banca d'Italia che a Reggio Emilia è in dismissione. E abbiamo creato dei luoghi non neutri dal punto di vista dell'offerta che abbiamo fatto ai bambini e alle famiglie, ma dei luoghi dove i bambini, le famiglie, gli insegnanti con loro in particolare hanno incontrato degli altri adulti, delle altre identità, delle altre mission pubbliche e private che hanno potuto interagire e mettersi in dialogo con l'idea di scuola e hanno creato dei percorsi didattici nuovi, innovativi. Alcuni sono andati molto bene, altri sono stati più difficili da mettere in campo, alcuni li abbiamo tenuti aumentati, altri li abbiamo abbandonati, ma abbiamo creato questa idea di aula, di scuola, di città che si mette a disposizione e che si fa una grande aula didattica per i nostri bambini e i nostri ragazzi. Quindi i bambini e i ragazzi sono andati per 2 anni, tutti i 2 anni della pandemia, a scuola al museo, a scuola negli agriturismi, a scuola nei centri sociali, nei luoghi della partecipazione, nei luoghi della solidarietà,
E lì abbiamo creato, anche attraverso i nostri educatori, è una fortissima opera di documentazione, perché ci interessava da vicino, proprio con l'anima dei ricercatori, capire cosa accadeva in quei luoghi. Abbiamo creato delle modalità didattiche innovative. Le abbiamo documentate, le abbiamo raccolte, le abbiamo riflettute, presentate alle famiglie, riflettute con loro, ma soprattutto le abbiamo restituite ai bambini e ai ragazzi. Perché la logica che sottende un po' questo progetto è che la città dona, e donando fa pienamente il proprio lavoro, perché risponde a quel principio di aiuto nell'educazione dei bambini, che è un principio che guida le amministrazioni come la nostra, ma credo le amministrazioni di tutta Italia. Ma la città ha anche ricevuto molto, perché non c'è nessuno di questi luoghi che nell'incontro continuativo, quotidiano, con i bambini, con i loro insegnanti, con le famiglie, sia rimasto uguale a se stesso. Questi luoghi si sono rivitalizzati, si sono ripensati, e hanno trovato nuova vita, nuovo dialogo con la città, anche nuovo smalto a volte. Quindi il bilancio, al di là di quello economico, che ovviamente è stato impegnativo per l'amministrazione comunale, ma il bilancio vero di questa esperienza ha fatto sì che abbiamo una città che si è ritrovata attorno ai propri bambini, dando una grande chance ai bambini, ma prendendosi anche per sé, per i propri luoghi dell'associazionismo, dell'aggregazione, della cultura, una grande opportunità di rilancio e di crescita anche negli anni della pandemia. Adesso che confidiamo nella parte conclusiva dell'emergenza pandemica, c'era venuto il dubbio di dover, come dire, dismettere questo progetto, e invece così non è. Così non è, perché ci abbiamo riflettuto tanto, ma alla fine abbiamo ceduto ad un'onda veramente grande ed una richiesta molto forte delle famiglie, delle scuole e dei luoghi stessi di continuare questa esperienza anche finita l'emergenza sanitaria, quindi finito il vincolo normativo che ci legava ad un obbligo dello stare lì, che era quello del distanziamento. Torneremo quest'anno col terzo anno di questa progettualità, e le classi andranno in questi luoghi non più per tutto l'anno scolastico, ma per dei periodi dove fare queste esperienze, e quindi alterneranno le didattiche più tradizionali dentro le aule a questi momenti immersivi in questi luoghi, accompagnati sempre dagli insegnanti e dagli educatori, dentro questa idea che continua anche fuori del momento pandemico, che si impara molto a scuola, si impara bene a scuola, ma la città dà opportunità e possibilità che allargano e qualificano l'orizzonte dell'apprendimento dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Quindi questo è un pochino il racconto che volevamo farvi oggi. Domani la nostra città porta un'esperienza che è quella di un istituto comprensivo Lepido. C'è qui il vicepreside, il professore che ha seguito uno di questi progetti e che domani verrà raccontato, quindi chi ha voglia di saperne di più domani potrà anche mettere un po' il naso e gli occhi e la testa dentro i materiali che vi abbiamo portato. Grazie mille. Grazie. Eugenio Peterlini. Non è esagerato affermare che Reggio Emilia con questo progetto sta facendo scuola, perché c'è l'innovazione, c'è l'idea della scuola diffusa, di una città che dialoga con la scuola in modo trasversale. Davvero grazie. Ora cedo subito la parola a Michela Zanetti, sindaco di Fornovo di Taro, in provincia di Parma, che eccola qua, ci porterà la sua testimonianza, prego. Dovrebbe essere già acceso. È acceso? Eccolo là. Benissimo. Buonasera a tutti. Prima di tutto ringrazio per questo invito, è un'opportunità, sicuramente un momento per me molto, molto importante, molto utile. Io sono sindaco dal 2019, sono a scuola dal 1996, faccio l'insegnante di scuola primaria, mi occupo dell'ambito scientifico, matematico-scientifico a scuola ormai da sempre.
Mi è piaciuto molto questo momento introduttivo, ringrazio il Ministro D'Incà, mi spiace non aver potuto ringraziare direttamente Patrizio Bianchi, perché sono usciti degli elementi di riflessione di peso, ma la cosa che ho più percepito è il bisogno di ritornare a una scuola dove gli insegnanti hanno negli occhi i loro ragazzi. Questa dimensione dell'affettività e del voler andare oltre allo stare in cattedra è assolutamente da recuperare. Mi fa piacere parlare dopo l'esperienza di Reggio Emilia, perché io sono il sindaco di un comune molto piccolo, 6.000 abitanti, quindi passiamo a una dimensione molto distretta, in un contesto territoriale che penso vada descritto. Fornovo è un paesino pedemontano, quindi all'imbocco di due valli importanti, quella la Valle del Taro e la Valle del Ceno, e insomma è alla porta degli Appennini ed è uno snodo viario, ferroviario, autostradale. A Fornovo si arriva bene, quindi si arriva dalla montagna, anche dalla città. E a Fornovo ci sono degli aspetti assolutamente da non trascurare, prima della pandemia e dopo la pandemia, e soprattutto delle offerte di tipo culturale ed educativo importanti. E si trovano nel nostro sistema scolastico. Noi abbiamo due soggetti, il polo del GADDA, come lo chiamo io, e l'istituto comprensivo. L'istituto comprensivo ha sede a Fornovo, ma è un istituto comprensivo che va da Fornovo sino al crinale dell'Appennino. Pochi alunni, ma tanta complessità. E poi il polo del GADDA, l'Istituto Superiore GADDA è un istituto che offre un percorso liceale, tecnico, anche professionale, e soprattutto intorno a questo polo è nato un'offerta formativa e soprattutto un discorso e un dialogo con il territorio importantissimo. All'interno del polo e afferente è in pratica un luogo fisico intorno alla scuola. Noi troviamo una società consortile, Innovation Farm, che naturalmente raccoglie le ditte del territorio che si sono messe in dialogo con la scuola e offrono percorsi formativi in accordo, in assonanza con quelli che sono i bisogni del territorio. Quindi chi a un certo punto intraprende il percorso scolastico trova poi un successo formativo alla fine, andando a lavorare in luoghi qualificati che ha scelto e per i quali è preparato e che le aziende aspettano. Forma Futuro, altro soggetto ente accreditato, assolutamente pubblico, che si occupa appunto di formazione specifica su 3 ambiti. I soci sono il comune di Fornovo, quello di Parma e quello di Fidenza, quindi una realtà importante, e l'Experis Academy, che è una branca di Manpower, e anche lì si tratta di superare la discronia tra ragazzi che compiono una formazione che poi non riescono a trovare lavoro e le aziende che non trovano personale adeguatamente formato. Questo naturalmente è un luogo interessante e importante. Immaginate che questa scuola qualche anno fa aveva poco più di 400 alunni, adesso siamo a 1100, il problema è non avere spazi. C'è una sede distaccata ad Anghirano, c'è una sede distaccata a Bardi. Bardi è un paese dell'Alto Appennino e si è sperimentato il più possibile l'educazione diffusa, utilizzando le tecnologie, evitando spostamenti inutili e cercando di dare una risposta a quello che è un bisogno della montagna di trovare un'offerta formativa altamente qualificata e soprattutto prossima. Immaginate che un ragazzo di Bardi per andare a scuola a Parma deve alzarsi praticamente al mattino alle 5, quindi, e arrivare a scuola poi alle 8 a Parma. In realtà la prospettiva che si è delineata nel corso del tempo con un lentissimo e minuzioso lavoro di interazione tra scuola, attività produttive
e ente locale ha portato a dei risultati che penso che ora siano più che eccellenti. Cosa succede in una grande scuola quando arriva una pandemia? E anche nelle piccole scuole, nel senso nell'istituto comprensivo, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà nel gestire gli spazi, nel gestire i bisogni dei ragazzi dislocati in luoghi molto lontani dalla scuola, perché il concetto di prossimità per noi è un concetto che è labile. E quindi abbiamo sopperito con la tecnologia, abbiamo scoperto che le zone bianche sono un problema, abbiamo distribuito computer ovunque, con ogni mezzo, per riuscire a mantenere agganciati i ragazzi. Cosa succede con la pandemia? Iniziamo ad avere dei problemi. I problemi sono quelli del disagio giovanile. E quindi si forma con episodi importanti nel momento in cui si ritorna a scuola, intorno alle scuole, nelle strade, a casa. Quindi l'atto vandalico, gli scontri tra ragazzi, dispersione scolastica. Quindi cosa succede? Si forma un tavolo quasi spontaneo che abbiamo stimolato io e la dirigente Rabagli, abbiamo raccolto un po' di voci, la polizia locale, i servizi sociali, l'oratorio, tutti quelli che nella scuola e intorno ai genitori, la comunità islamica. A Fornovo sono 6.000 abitanti, ma 1.000 sono stranieri, soprattutto magrebini. Associazioni e cooperative che si occupano di lavoro scolastico e di integrazione. E da lì abbiamo iniziato i ragionamenti, erano tante video call, alla fine sono partite due cose. Uno, abbiamo stilato un patto educativo di comunità. Patto educativo di comunità che per il nostro territorio è una novità, con il chiaro intento e soprattutto con un'idea che ogni luogo è scuola. Ogni luogo è scuola, abbiamo iniziato a fare formazione, abbiamo invitato persone, abbiamo parlato del bisogno dei ragazzi, abbiamo cercato di agganciare i ragazzi. Da queste discussioni, presenti i servizi sociali, la polizia locale, insomma, e la scuola, nasce un progetto che è in Fieri. Mentre vi sto parlando ci sono attività anche oggi, che è movimento e comunità. 4 assi di lavoro che hanno completamente aperto i luoghi. La scuola, il GAD già molto aperto, ha visto tutto un percorso sulla street art, ci sono i murales nuovi. Oggi i ragazzi erano presso la sede della polizia locale per scegliere il muro sul quale lavorare. Un corso di cucina, l'attività di falegnameria. Naturalmente questo dove? Presso i locali della polisportiva, che fa un po' ridere, uno dice ma la polisportiva, la falegnameria, sì, c'è un bellissimo laboratorio ed è stato utilizzato quello. Allo stesso tempo, per tutta l'estate e tutto l'inverno, andranno avanti delle attività appunto sportive, in oratorio e naturalmente presso le strutture del nostro comune. Noi abbiamo un foro boario che è stato riadattato e messo in mano alle associazioni e lì ci sono la cucina, ci sono gli spazi di aggregazione. La cosa bella di questo progetto è che i soggetti sono veramente tantissimi coinvolti, sono soggetti istituzionali del terzo settore e sul terzo settore c'è stata una cosa importante per il nostro territorio: tutto il personale educativo che gravita sulle scuole, sui servizi, ha compiuto un percorso comune. Questo per dirvi che una volta che abbiamo individuato un bisogno e delle piste, si sono aperte delle energie e soprattutto delle disponibilità inaspettate, ma che stanno funzionando. E soprattutto abbiamo costretto tutti quelli che parlano dei giovani a parlare con loro, perché noi abbiamo un po' la presunzione di sapere sempre che cosa è meglio per i ragazzi e li abbiamo ascoltati molto poco nel tempo e perdiamo questa abitudine. E soprattutto è stato un percorso che adesso diventa abitudine. Non è un progetto che si pensa di terminare,
Anzi, è già pronta la seconda fase. Il progetto è finanziato con fondi regionali e quindi proseguirà per il prossimo triennio perché è stato rifinanziato. Ogni luogo è veramente scuola, ma è scuola se le persone che vivono le comunità anche piccole riescono a superare la diffidenza nel mettersi a disposizione. Questo è un inizio, non sappiamo bene come andrà a finire. Il fatto di essere tanti intorno a un tavolo per me è già un grande risultato, perché la comunità è piccola e la complessità è alta, ma il potenziale è veramente di quelli importanti e ragguardevoli. Quindi va curato questo percorso, non sarà facile sicuramente, però penso che domani avrete l'opportunità di confrontarvi con le esperienze del Gadda, ci sono qua i nostri docenti, ci sono qua la dirigente uscente e la nuova dirigente e potrete capire quanto una scuola può essere veramente determinante nella qualità della vita delle persone che abitano in un contesto e delle opportunità reali. Io lo dico sempre ai miei ragazzi, ne ho trovati, poi finisco, ne ho trovati alcuni ieri mattina all'apertura dell'anno scolastico e poi si sono fermati e me l'hanno detto, avevi ragione maestra quando ci dicevi, no, che ci sono delle scuole speciali, questa è una di quelle, ma soprattutto li ho visti contenti perché il clima e il saper stare in gruppo è uno degli elementi più importanti in tutte le attività, quelle appunto dei progetti promossi dal comune, ma soprattutto tutte quelle della scuola. Saper stare insieme e saper lavorare insieme è la sfida del futuro, anche per poter andare a lavorare. Grazie. Grazie Sindaco. A dimostrazione che la pandemia e la situazione emergenziale ha spinto le amministrazioni locali a reinventarsi, in qualche modo a diventare strumento di educazione alla cittadinanza attiva. Cedo la parola a Roberta Perego, assistente sociale del Comune di Melzo. Sì, proviamo. Grazie, Okay. meglio. Allora, intanto grazie perché appunto sono un assistente sociale e già il fatto che io abbia un ruolo un po' diverso rispetto a tutti quelli che hanno parlato fino adesso per noi diventa, dico noi perché ci sono anche i miei colleghi che domani illustreranno il nostro progetto, però per noi diventa un'occasione speciale perché il fatto che io come servizio sociale rappresentando il comune di Melzo sia qui significa che in qualche modo vogliamo provare a spiegarvi come lavoriamo a Melzo, ma anche un pochino a introdurre un concetto di ruolo di servizio sociale un po' diverso dal solito, ovvero un ruolo di gestione anche insieme alla comunità di alcune questioni che non devono necessariamente essere il disagio, la devianza o tutto quello che per senso comune si unisce al servizio sociale. Quindi a Melzo è un piccolo un comune in provincia di Milano, cerchiamo da tempo di lavorare così nei servizi sociali in collegamento con tutto il territorio, coinvolgendo tutti gli aspetti, gli enti, le associazioni, tutto ciò che già i colleghi precedenti hanno detto, un po' chiamando la comunità ad essere corresponsabile dei percorsi dei propri ragazzi, ma in realtà di tutti i cittadini, piccoli e grandi che siano, perché poi quello che succede è che nella misura in cui c'è qualcuno che ha bisogno di qualcun altro, è spesso facile puntare il dito in una sorta di tu mi devi dire, tu mi devi dare, che sia la scuola, che sia il servizio sociale, lo sappiamo, funziona così ovunque, però questo è un po' uno scarico di responsabilità. In realtà lavorando insieme ai cittadini, chiunque, da chi entra al servizio sociale, al genitore, allo studente, al professore, si innesca o si dovrebbe innescare quella corresponsabilità che poi, come dire, rende necessario il gioco di squadra e se giochi in squadra non ti puoi più sottrarre perché l'obiettivo diventa comune, soprattutto perché lo dichiari seduto a un tavolo, in una riunione, in qualsiasi sia il luogo come sono stati citati fino adesso, non è più importante il dove, ma è il modo di fare che fa la differenza. Quindi l'idea è quella di poter coinvolgere tutti, però in obiettivi anche direi quotidiani, perché spesso quello che succede è che si pensa sempre di dover pensare a chissà che progetto per poter rendere speciale o diverso l'anno che verrà. Quindi a Melzo vediamo un po' che succede questa cosa come succede da tutte le parti, ci sono degli eventi
legati proprio al percorso biografico delle persone, che succedono sempre, cioè l'anno è scandito da delle appunto scadenze, piuttosto che la vita dei nostri ragazzi, dei bambini, succede sempre, no? C'è l'ingresso a scuola, c'è la crescita, c'è poi l'orientamento, c'è l'inserimento nel mondo del lavoro. È inutile che ci diciamo quali sono i punti di criticità, perché li conosciamo, immagino, tutti, legati all'età, che vanno dai 15 ai 18, a quelli che si chiamano la dispersione. Ecco, noi vediamo che c'è anche un po' la necessità di ridefinire alcuni termini che ormai rischiano di essere nell'immaginario collettivo significare la stessa cosa per tutti. In realtà, se non ci mettiamo un po' a ridefinire una sorta di glossario, il rischio è di intenderci ma poi non ci si intende, perché al termine dispersione scolastica tutti pensiamo di capirci, in realtà i servizi sociali osservano delle cose, la scuola un'altra, i genitori un'altra ancora, i ragazzi men che meno. Adesso nessuno si preoccupa più se uno di 15 anni smette di andare a scuola, quindi neanche più il tribunale, diciamo così, fa paura ai genitori. Quindi vediamo un po' la dismissione dei ruoli educativi da parte dei grandi, e questo è sicuramente rischioso, perché è come se ti venissero date le chiavi e ti dice adesso guida tu, ma non è possibile, perché c'è il ruolo del genitore si perde. Quindi dicevo prima, una sorta di come dire, calendario biografico che ogni anno si ripresenta, quindi i servizi, la comunità, le scuole, tutti quanti non possiamo far finta che succeda la prima volta, perché sappiamo che arriverà l'inizio della scuola, poi arriveranno le feste, poi arriveranno l'estate, le famiglie hanno bisogno della conciliazione tempi-lavori, cioè cose che sappiamo già tutti. Dall'altra i concetti già emersi prima anche da parte dei ministri di un'estrema di bisogno di personalizzare gli interventi, i progetti. Per quello noi a volte ci piace anche scherzare un po' con le parole e giocare coi termini. Il servizio sociale l'abbiamo chiamato sartoria, con l'ottica di creare dei modelli su misura. Ora è anche per fare un po', come dire, un sorriso, però quello è, nel senso che non possiamo aspettarci che quello che è entrato dalla porta e ha quel genere di questione sia uguale a quello dopo, che magari come contenuto ha la medesima questione, ma è tutto differente. Quindi l'idea che i tecnici diventino sempre più competenti non nel dire agli altri cosa fare, perché questa cosa non funziona più, forse non ha mai funzionato, ma prima ci credevamo, ma in realtà la questione principale è la rilevazione continua delle esigenze da parte di tutti, delle comunità, dei ragazzi, questa cosa che noi pensiamo sempre di sapere che cosa manca ai giovani. Ma la maggior parte delle volte i giovani non ci vogliono neanche parlare, se questo è il nostro tipo di approccio. Quindi tutto quello che può essere rimettersi in gioco costantemente e non continuare a dire dobbiamo fare o dobbiamo pensare a grossi progetti, che poi sono parole vuote. L'idea è quella quindi di, per legarci un po' all'essere qui, quindi come progetto legato all'Ipsia, che è uno tra gli istituti presenti sul nostro territorio, con il quale collaboriamo da anni, ma in realtà abbiamo un rapporto con tutte le scuole. L'idea è quella di prendersi cura di qualcosa che si dà sempre per scontato, no? Banalmente di quegli aspetti che ci si dimentica di curare. Tradotto, il nostro progetto, che appunto domani verrà illustrato dalla professoressa Montalbetti e dal coach Alessandro Geddo, la questione è proprio una sorta di allenamento, quindi avere qualcuno che ti crei il famoso spogliatoio, no? Vale a dire che nella misura in cui c'è qualcuno che insieme a te classe, insieme a te docente, insieme a te gruppo di individui, ad esempio la classe si presta bene come esempio, tu inizi l'anno e siete tante individualità, ognuno ha il proprio obiettivo di successo formativo, ma spesso poi sono le criticità quelle che non fanno neanche arrivare alcuni alla fine dell'anno, ma al di là di questo tante classi sono ingestibili, soprattutto se pensiamo a delle scuole fortemente stereotipate come l'Ipsia o gli istituti professionali, insomma alcune questioni. Poi però è vero che tante criticità le troviamo anche dentro al liceo, però queste sono altre cose. In sostanza il nostro progetto vorrebbe semplicemente cercare di prendersi cura di quegli aspetti di interazione e di relazione che si possono collegare a degli aspetti sportivi, tant'è che il coach che domani vi parlerà è un allenatore di rugby e l'abbiamo scelto perché il principio che sta dentro a questo progetto è semplicemente il concetto di un'attività sportiva. Quando tu scegli una disciplina ti devi allenare, che tu poi voglia dimagrire, segnare, vincere il campionato o non so cosa, la questione è qualcuno con te che ti allena regolarmente. In questa squadra trasformare un gruppo classe in una squadra, questo significherebbe per noi
adesso l'abbiamo fatto in modo sperimentale dentro questa prima che era parecchio complessa, ma può essere fatto, che ne so, in un'azienda, può essere fatto in un gruppo di operatori di servizi sociali, può essere fatto, sarebbe fighissimo, in un consiglio di classe, può essere fatto ovunque, perché è un po' come il nero, sta indosso a tutti, non so come dire, e quindi la questione è non tirarsi fuori in un meccanismo di corresponsabilità, ma anche tu docente, anche tu assistente sociale che sei dentro una situazione complessa, poter metterti in gioco e capire che non puoi solo puntare il dito e dire sì, ma guarda quello, non sta seduto, non viene a scuola, guarda sua madre come risponde. La questione è che anche tu sei lì e, come si diceva ben prima, a scuola si passa un sacco di tempo, se non si fa la differenza lì, certo che la si deve e la si può fare anche altrove, però un pezzettino a testa forse riusciamo a portarci a casa un minimo di corresponsabilità, soprattutto da insegnare ai nostri ragazzi che ora della fine devono uscire da sto spogliatoio sì con il proprio obiettivo formativo raggiunto, ma sappiamo anche che a volte per alcuni non è neanche quello, è in qualche modo poter diventare delle persone capaci di stare al mondo, come dico io, e soprattutto diventare poi un minimo di quei cittadini competenti che un domani possano dare una mano a qualcuno che magari ha avuto le stesse difficoltà. A Melzo abbiamo già sperimentato diversi progetti, tra cui uno che si chiama Trap Therapy, e le usiamo proprio tutte, quindi cioè, non ci fermiamo davanti a niente, però al di là di quello che uno può pensare della trap, però adesso abbiamo un gruppo di ragazzi grandi che, al di là del fatto che cantano e qualcuno di loro è anche emergente, ha insegnato ai piccoli, ma non è tanto la trap, è il flusso che si genera, no? L'idea che io se passo, oppure i ragazzi che compiono reato poi escono diciamo così, dal percorso del reato e fanno da tutor a quegli altri, no? Spiegando già cosa troveranno, piuttosto che essendo il loro, diciamo così, esempio, o aiutando il servizio sociale, perché a Melzo il servizio sociale, avendo generato questa oscillazione nella comunità, in sostanza viene molto aiutato dai cittadini nella cogestione delle questioni. Prima sentivo la questione della comunità islamica, noi abbiamo un imam che ci aiuta un sacco nelle separazioni dove noi facciamo fatica, abbiamo delle signore marocchine che ormai sono con noi da 1000 anni e ci aiutano più di quanto possiamo fare noi, insomma ci prendiamo volta a volta dei consulenti speciali, come li chiamo io, che però, come dire, nessuno paga, quindi in qualche modo quel dare e avere che si diceva prima in uno scambio sempre più corresponsabile ma anche generativo. Grazie. Grazie. Di fatto lo scopo del service learning è migliorare la qualità della vita delle persone principalmente, e la qualità della vita della città, prendendosi proprio cura della collettività. No? E mi pare che è quello che siete riusciti a fare ed è quello che proponete, un progetto davvero innovativo e variamente declinabile. Dunque, grazie a Roberta Perego. Passiamo nel comune di Val di Lana, provincia di Biella, l'assessora all'istruzione Elisabetta Trederigo. Prego. Grazie soprattutto per l'invito e grazie perché ovviamente i contributi che mi hanno preceduto sono stati molto arricchenti, ma il pensare a cosa dire oggi e portare l'esperienza di Val di Lana mi ha fatto fare un po' di metacognizione. Spesso nelle attività quotidiane, nella frenesia del quotidiano amministrativo ci si dimentica quali sono i valori di riferimento, anche se questi rimangono, e questo mi ha permesso di fare mente locale. Allora, prima di tutto Val di Lana è un comune del Piemonte, nel Biellese orientale, è nato nel 2019, è recentissimo, dalla fusione di 4 comuni. Ci siamo trovati a essere il terzo comune della provincia per numero di abitanti e primo per estensione territoriale. Il Biellese si sviluppò all'inizio del secolo scorso grazie all'innovazione e all'imprenditorialità di una generazione di donne e uomini laboriosi, gente che ha avuto il coraggio di intraprendere strade nuove. Una terra di alpeggi e allevamento diventò una valle ricca di opifici e industrie tessili. Nel giro di qualche decennio la stoffa di lana più bella del mondo non si produceva più in Inghilterra, ma nel Biellese. Oggi la crisi del comparto tessile e la denatalità hanno depauperato l'intera provincia. Tuttavia, ad una più attenta analisi, la perdita di speranza nel futuro e l'incapacità di cogliere le potenzialità del territorio sono le difficoltà maggiori che stiamo affrontando. La prima amministrazione del comune di Val di Lana, di cui faccio parte,
in carica da 3 anni, si è data il compito di riorganizzare questa nuova realtà. Compito impegnativo, ma anche avvincente, perché ci permetterà di costruire, insieme alla nuova comunità, il futuro del nostro territorio. Il percorso che abbiamo intrapreso e che vorrei condividere con voi si compone di molteplici tasselli e, come per completare un grande puzzle, richiede pazienza, impegno e determinazione. Allora io vi ho individuato 5 brevissimi tasselli. Il primo tassello per costruire una nuova comunità è senza dubbio la scuola. Val di Lana possiede una ricca proposta educativa, 2 nidi, 4 plessi dell'infanzia, di cui 2 di scuola paritaria, 4 primarie, 3 plessi di secondaria di primo grado e 3 istituti superiori. Il premio Nobel Malala Yousafzai diceva: un bambino, un insegnante, un libro, una penna possono cambiare il mondo. La scuola spesso lo sottovalutiamo, e non sicuramente gli insegnanti, porta sempre con sé una matrice rivoluzionaria. L'educazione forma le nuove generazioni, le induce a prendere responsabilmente il proprio posto nel mondo e a dare il proprio contributo. Il primo obiettivo è quello di far amare ai bambini e ai ragazzi il proprio territorio e di renderli da subito partecipi della vita della comunità. Per troppo tempo abbiamo fatto credere ai giovani che il loro momento sarebbe venuto poi. Credo che sia ora di renderli fin da subito protagonisti della vita delle nostre città e paesi. E questo mi fa piacere perché è stato ripetuto da un po' tutti i relatori, compreso il Ministro. Altro tassello per costruire una nuova comunità e quindi anche un'aula grande come la città, o permettetemi, il paese. Val di Lana ha circa 11.000 abitanti. Sembrerà banale, ma è sicuramente la collaborazione tra tutti gli attori, in particolare la scuola e la pubblica amministrazione. Spesso si assistono a contrapposizioni tra 2 mondi che, seppur molto simili, a volte non si ascoltano e non si capiscono. Collaborare per perseguire gli stessi obiettivi senza rivendicare o scaricare colpe e responsabilità è la prima tappa di un nuovo approccio di lavoro in sinergia. Fondamentale in questa fase la figura del dirigente scolastico, che non deve avere unicamente la mentalità del manager che guida la propria azienda, ma del paziente tessitore di reti, capaci di collaborare con tutti gli attori coinvolti. Tassello ulteriore è la condivisione. L'etimologia latina cum dividere, dividere con, ci porta al significato profondo del termine, che è possedere insieme, offrire del proprio ad altri. È la mentalità della moltiplicazione del pane e dei pesci, in cui il vero miracolo è offrire ognuno la propria parte, ricca o misera che sia, ma capace di sfamare una grande moltitudine. Il compito dell'amministrazione, sia comunale che scolastica, è quello di unire tutte le risorse disponibili, dalle famiglie, dal territorio, delle associazioni e delle persone, per perseguire l'obiettivo del bene comune. Solo in questo modo il puzzle sarà completo e non mancheranno tasselli, lasciando degli antiestetici buchi. Condividere ha in sé anche un altro significato, poiché contiene la parola latina videre, vedere. Potrebbe significare anche vedere con. È un cambio di prospettiva grande. La comunità scolastica e quella civile guardano finalmente nella stessa direzione e hanno la stessa visione di territorio, ma soprattutto di bambino e di ragazzo. Si tratta non solo di fare insieme, ma soprattutto di pensare in modo unitario, di costruire una nuova mentalità, di essere cultura. Novità, parola banale in questo festival, ma anche se tutti affermano di aver bisogno di novità, in realtà il cambiamento spaventa. Val di Lana rappresenta un grande segno di cambiamento per il nostro territorio. Il comune, il nuovo stemma, il diverso utilizzo degli edifici comunali, la riorganizzazione del territorio e dei servizi continuano a suscitare contrapposizioni e insoddisfazioni. Permane nei cittadini la difficoltà di accettare la novità e di chiudere i conti con un passato, magari glorioso, ma comunque concluso.
Innovazione per Val di Lana è condividere un percorso con tutte le realtà del territorio e avere una visione comune e sognare il futuro. Sicuramente in primis con la scuola, con cui l'amministrazione ha abbandonato il ruolo di semplice erogatore di servizi e manutenzioni per divenire soggetto corresponsabile, e questa è la parola che la mia vicina ha detto più volte, del processo educativo dei cittadini più giovani. Inoltre, scuole e amministrazioni comunali hanno iniziato un dialogo con le industrie, in particolare con le eccellenze laniere che ancora permangono nel territorio, aziende sensibili alle necessità sociali e al mondo della scuola. Innovazione è anche riorganizzare i plessi del paese in un'ottica di risparmio delle risorse economiche, ma soprattutto di potenziamento delle risorse umane. I nostri bambini e ragazzi hanno diritto a percorsi di eccellenza che spesso, soprattutto nelle piccole realtà, sono impediti da campanilismi e falso attaccamento alle proprie radici. Occorre superare anche nel mondo della scuola la paura della novità e la difficoltà a cogliere le potenzialità del cambiamento. Come diceva prima il Ministro, purtroppo mancano i pulcini. La parola con cui voglio concludere è comunità. In una società individualista e dopo il Covid spaventata e rancorosa, la scuola può diventare il collante del tessuto sociale di città e paesi. La scuola che esce dalla sua sede, che considera il territorio una grande risorsa di apprendimento, che partecipa alla vita culturale e sociale, può diventare l'elemento vitalizzante di comunità stanche e rassegnate. Domenica sarà presentata dalla scuola Alberto Garbaccio di Mosto di Val di Lana la loro esperienza, la festa che loro hanno fatto nella piazza principale, una domenica di primavera, proprio come una festa di paese, però ovviamente questo lo diranno loro. E questo è proprio in questo spirito che dicevo di comunità, ma anche insegnanti che la domenica pomeriggio accompagnano la loro classe al cinema del paese, o le uscite del gas, il gruppo alpinistico giovanile, in cui docenti, ragazzi e bambini vivono esperienze a contatto con la natura, sono piccole azioni che favoriscono rapporti e partecipazione, oltre che l'apprendimento. La recente possibilità di stipulare i patti educativi di comunità ha permesso alla scuola di formalizzare relazioni e collaborazioni in atto, ma anche di inventarne di nuove. I nostri bambini e ragazzi sono venuti in contatto con realtà che non conoscevano e hanno partecipato a iniziative di solidarietà importanti per la formazione umana dei futuri cittadini. Anche le aziende hanno dato la loro disponibilità alla stipulazione dei patti. Ad esempio quest'anno il Lanificio Ermenegildo Zegna ha aperto le porte di Casa Zegna, museo e laboratorio, agli alunni del nostro istituto per percorsi ambientali e di conoscenza del territorio. La partecipazione alla vita della città o del paese permette ai cittadini più giovani di conoscere e amare il proprio territorio, di creare legami e radici. Come diceva la Volpe al Piccolo Principe, si conosce solo ciò che si addomestica, ciò con cui si sono creati dei legami. Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Tu diventi responsabile per sempre di ciò che hai addomesticato. Auguro alla scuola e alle amministrazioni pubbliche di formare insieme generazioni di addomesticatori. Grazie. Elisabetta Frederico, che ha proposto un cambio di paradigma, un modo innovativo per l'appunto di guardare al futuro. E ora affido l'ultimo intervento a Maria Virgillito, assessore del comune di Misterbianco e l'amministratrice che arriva da più lontano. Vi chiedo il permesso di stare in piedi, anche perché certo, avevo un motivo per essere felice, che era quello di essere qui stasera insieme alla mia dirigente scolastica e le insegnanti, che ringrazio pubblicamente, perché io dico sempre che se chiudiamo l'Atlante nostro siamo vicini, ma siamo abbastanza lontani, ma in piedi riesco. Certo, permesso assolutamente. Grazie. E appunto essere oggi qui è molto importante per noi, innanzitutto perché
grazie, questi momenti di confronto sono sempre importantissimi, direi anche fondamentali, perché oltre allo scambio e alla collaborazione, che è sempre proficua, ma riprendo anche delle parole del nostro ministro, grande, piccolo dice lui, ma grande per me, perché desidererei anche sgombrare il campo da pregiudizi, da vittimismo, perché io abito in un territorio che è grande, ma che è grande anche nelle sue contraddizioni, una terra bellissima, meravigliosa, in grande e sanissima competizione con le vostre bollicine. Noi abbiamo il nostro nero d'avola, abbiamo il nostro bianco di mera, e quindi abbiamo anche questa capacità di... È molto, sì, che bisogna assolutamente cogliere, perché proprio le sfide ci aiutano a crescere. Ma riflettevo intanto vi porto i saluti appunto del nostro sindaco, che doveva essere lui ad essere qua, sarebbe stata un'altra quota azzurra, ma per altri impegni mi ha subito convocata e mi ha detto di portarvi i saluti, di rappresentare la nostra amministrazione, anche abbastanza giovane, non solo di periodo, perché noi è da novembre, ci siamo insediati a novembre, dopo anni di purtroppo commissariamento del nostro comune, quindi anni molto particolari, molto difficili, non solo dal punto di vista sanitario, non solo il Covid, ma anche tanto altro, anche se il commissariamento sono solo atti preventivi. Bollare un comune, un territorio di mafia o altro, che purtroppo esiste, purtroppo conviviamo con queste realtà, però è solo un atto preventivo, quindi da lì poi è necessario uscirne fuori anche nella narrazione nei confronti appunto anche e soprattutto dei nostri ragazzi, perché appunto il nostro è necessario fare riferimento appunto al contesto territoriale e sociale in cui si vive. Il comune di Misterbianco, adesso città di Misterbianco, noi facciamo parte della città metropolitana di Catania, noi amministriamo un territorio con quasi 50.000 abitanti, con una popolazione scolastica di più di 6.000 bambini, quindi con delle dirigenti scolastiche e una quota azzurra, perché abbiamo un dirigente scolastico e 6 donne dirigenti scolastiche, che non voglio definire eroi, perché gli eroi quando si fa il proprio dovere lo si fa con competenza, con passione, con dedizione, con quel relazionarsi all'altro con affetto che diventa ormai la normalità, quando è la città che diventa grande come un'aula, quando è la scuola che incide in un contesto. E nella nostra terra, nel nostro territorio, sicuramente è la scuola che fa diventare grande la città, perché è tanto grande, così grande, non le aule fisiche che purtroppo non sono sicuramente all'altezza di quell'edilizia scolastica e di quel bello che dovrebbe invece essere dato ai nostri ragazzi per crescere al meglio e per educarli al bello, ma è proprio la grandezza delle relazioni e dell'affetto che si mette dentro quelle relazioni, della passione, della dedizione dei nostri operatori, delle nostre insegnanti che fanno questo. E non a caso, durante il periodo del Covid, la Gabelli non si ferma. È stato questo, l'Aristide Gabelli e l'istituto scolastico, appunto, la cui dirigente scolastica e qua le insegnanti, che domenica vi racconteranno del loro appunto progetto, che ha fatto del binomio pubblico-privato il punto di forza, per cui durante il Covid, insieme a
ai privati, insieme a molti centri commerciali che abbiamo sul territorio, hanno cercato di trovare soluzioni, di sperimentarsi e di poter dare il meglio ai nostri ragazzi. E considerate che noi non abbiamo la scuola superiore, cioè abbiamo solo i ragazzini fino alla scuola media. E poi ancora il service learning. Io ho sempre abbinato il service alla buona politica, all'amministrazione, perché noi facciamo servizio. Io sono appunto pro tempore assessore, per mia missione, per mio lavoro, io presiedo un ente per le adozioni internazionali, quindi mi occupo comunque sempre di minori. E poi vorrei fare un inciso, se mi è concesso, se non vado fuori tempo. Il tempo è quello, ma concediamo qualche minuto in più. I numeri non me ne ero accorta, l'ho sempre guardato ma non avevo. E il learning è appunto la scuola, quindi anche questo binomio, non solo il pubblico e privato, ma le amministrazioni e gli istituti scolastici hanno assolutamente l'uno da dare all'altro, perché non è possibile, non si può in un territorio non agevolare una delle, o la più importante delle agenzie educative, e soprattutto non certo ogni volta si parla dei bambini come il futuro, il nostro futuro, i bambini sono il nostro futuro. Il futuro, i nostri bambini sono il presente, bisogna pensare a loro ora, adesso, e farli e realizzare il meglio per loro, non cercare di pensare al meglio dopo. Tant'è che appunto anche questo progetto Escape Room, mi pare, io sono sempre la scuola L'Aristide Gabelli, ha cercato di stare al passo con le esigenze dei propri alunni, ha cercato di trovare appunto delle soluzioni che potessero alleviare il momento, renderlo sicuramente, dar loro la possibilità di utilizzare la famosa resilienza, per cui dal momento particolare, dal momento che certo non ha dato ai nostri ragazzi il meglio, non ha potuto far realizzare le loro possibilità, ma si trovano appunto delle soluzioni. E dicevo, se mi consentite, l'ultimo minuto, a questo punto posso controllare, i bambini adottati, anche perché noi abbiamo un problema grossissimo che è quello della denatalità, e appunto forse prima o poi saremo accorti che non avremo più i nostri pulcini, quindi l'idea di poter anche realizzare quello che è il cosiddetto superiore interesse del minore, perché le nostre leggi, come diceva il nostro ministro, che mi ha riempito di gioia, perché noi nel mondo abbiamo una delle leggi sull'adozione che appunto è stata copiata da tanti altri stati. E però sia il Ministero ha scritto, ha emanato le linee guida, il MIUR, e i bambini possono entrare a scuola in qualsiasi momento, ma l'idea che i nostri bambini siano bollati e catalogati come BES, e qui siamo in un contesto per cui mi capite tutti, non è certo quello che aiuta le famiglie a fare inserire i bambini nei nostri contesti sociali. Quindi torniamo alla famosa inclusione, che spero si concretizzi coi fatti e non sempre a parole come spessissimo facciamo, ma comunque bravi tutti e grazie a tutti. Mille grazie. Beh, l'importanza delle parole, certo, sono fondamentali per la narrazione, tanto più in questo contesto. Allora, grazie a Eugenio Paterlini, Michela Zanetti, Roberta Perego, Elisabetta Frederigo,
Maria Virgillito. Rapido cambio di tavolo e andiamo a concludere con Federico Samaden, Luigi Ballerini e il professor Giorgio Vittadini. Prego. Prego i tecnici di controllare i microfoni, giusto per non trovarci con problemi. Dove volete? C'è spazio dove volete. Ne sono onorata, va benissimo. Beh, insomma, direi che le testimonianze portate finora sono piuttosto interessanti. Giusto per riassumere, no? Il service learning, abbiamo detto, propone un'idea di scuola civica, luogo di incontro, cioè sapere formale ed informale, e l'intersezione tra scuola e territorio, e la realizzazione di esperienze di apprendimento, l'abbiamo definito significativo, che hanno una finalità, una mission, si direbbe oggi, di interesse sociale. Do la parola a Federico Samaden, che è presidente della Fondazione De Marchi di Trento, che è una fondazione che ha come mission, per l'appunto, questa frase che mi piace particolarmente, che è il sociale competente. Prego. Volevo evitare... Eccomi qua. Bene, grazie mille. Allora, innanzitutto la prima cosa è dirvi che io sono molto, molto contento e molto contento di vedere che una frase che spesso abbiamo sentito, che abbiamo insomma da molti anni, che per crescere un bambino ci vuole un villaggio, che adesso è ritornato con forza il concetto che non è che si può lasciare solo in capo alla scuola la crescita, però la crescita è molto importante, il Ministro l'ha sottolineato, e quindi il ruolo di ciascun docente, di ciascun dirigente. Io dirigo anche un istituto alberghiero della provincia autonoma di Trento, e quindi sono molto contento e ringrazio Alberto e tutti quelli che insieme a lui hanno dato vita a questo evento, che appunto è bello immaginare che duri da un anno con l'altro. La seconda cosa è che io sono molto fortunato, perché tutti parlano di comunità educante e io in comunità ci ho vissuto 25 anni. Io ho la fortuna di aver diviso gran parte del mio tempo a San Patrignano, fondando e gestendo la sede trentina per 20 anni, e dopo per 13 anni adesso dirigo una scuola. Ultimamente mi hanno dato la presidenza di questa fondazione, che è l'ultimo regalo, diciamo, che il Padre Eterno mi ha fatto e che io cerco di usare al meglio. Dico questo perché finalmente il fatto che la crescita avviene attraverso la relazione, che le comunità sono tali se c'è il rispetto, se c'è l'uguaglianza e se c'è l'impegno, rimboccarsi le maniche per la conquista della propria dignità, io credo che siano delle cose sempre di più importanti in qualsiasi contesto scolastico. Cosa ho fatto con la fondazione? Sono presidente di questa fondazione di ricerca sociale da 1 anno e mezzo e ho trovato un ambiente capace di fare ricerche, di osservare il welfare dei territori, magari di montagna, quindi cose molto interessanti. Ho portato in questa fondazione, nello statuto, ho messo tutta l'area educativa e chiaramente lotta alla povertà educativa, perché questo è il mio bagaglio, è il valore aggiunto che io portavo. E abbiamo incominciato a ragionare intorno al termine che nel frattempo era diventato di moda, quello della comunità educante. E per evitare di lasciarlo come un termine per l'appunto di moda e basta, ma provare a domandarci, ok, ma che cosa vuol dire nel concreto? Ho capito che intanto che la scuola, che io conosco bene perché ne dirigo una da 13 anni, e so quanto la scuola abbia bisogno di aprirsi, e quindi poi qui siamo nel mondo scuola, sappiamo che se vogliamo aprire la scuola dobbiamo riuscire a fare una cosa, quello di aprire i processi valutativi, perché tu puoi inventarti tutte le storie del mondo, ma poi finché quella valutazione viene chiusa in un consiglio di classe che decide la vita e la morte dei ragazzi con dei principi e delle modalità spesso allucinanti, a mio avviso, io credo che noi dobbiamo partire da un'apertura reale, tirando dentro altre persone che conoscono i nostri figli per valutare, i nostri ragazzi per valutare. Però
ho provato a domandarmi che cosa potevo fare per essere utile. E mi sono accorto che il territorio non è che è buono solo perché si chiama territorio. Cioè la scuola si apre, ok, apriti al territorio, ma il territorio a sua volta deve crescere, perché nel territorio ci sono anche un sacco di robe che non va mica bene. E quindi ho detto, ma chi può aiutare? Così come un dirigente scolastico può farsi carico di questo lavoro di sensibilizzazione della propria squadra e far crescere questa responsabilità di apertura, così un sindaco può fare lo stesso sul territorio. Allora ho detto, bisogna aiutare i sindaci, perché i sindaci sono pieni di buona volontà, però spesso pensano che la capacità educante di quel territorio sia data dall'architettura istituzionale. Ci sono gli assessorati, ci sono i servizi, ci sono i dipartimenti, ci sono i direttori generali, saranno loro, no? Che determineranno la capacità di crescere un bambino o una bambina in quel territorio. E non è così. Non è così non perché non funzionino i dipartimenti o gli assessorati, ma perché ci vuole un qualcosa d'altro che aiuti quel sindaco a vedere la fotografia del proprio territorio. E allora ho detto, ma perché, visto che si fanno gli indici di sostenibilità, gli indici di risparmio energetico, un sacco di indici, perché non facciamo un indice di capacità educante? Nel senso, perché non andiamo a provare a organizzare quel cuore che pulsa, che aiuta la crescita, che ci vuole, perché l'uomo, la benzina viene da qua c'è il volante, no? Che guida. Però tu in un territorio lo stesso devi avere il cuore e la passione, ma poi devi avere delle strutture organizzate e un indice può essere utile. Allora ho messo sotto un gruppo di ricercatori e abbiamo presentato al Festival dell'Economia quest'anno l'indice di capacità educante di un territorio. Adesso lo stiamo perfezionando in alcuni punti e con settembre incominceremo a proporlo alle amministrazioni. Pavia ha già stretto, il gruppo di Pavia ha già stretto con la Regione Lombardia un accordo, il Veneto si sta interessando. Quindi abbiamo provato a essere utili. In quell'indice ci sono degli indicatori e quegli indicatori non sono chiaramente, non sono omnicomprensivi, non sono totalmente capaci di coprire ogni cosa che avviene in quel territorio, però vanno a toccare alcuni punti per capire se quel territorio accompagna realmente la crescita di quel bambino o di quella bambina per farli diventare un uomo o una donna liberi. Quali sono le cose? La mappatura del territorio è fatta? Un sindaco ha la mappatura di quali sono gli attori che quel bambino incrocia? E sono tanti gli attori. Non so, mio figlio è cresciuto facendo i vigili del fuoco, allievi. Non sono considerati nel comparto educativo, eppure hanno una potenza pazzesca. E quanti altri attori ci sono educanti? Bene, la mappatura. Poi quali sono gli strumenti che possono aiutare a far emergere il vero patrimonio? Perché un'altra fissa che mi è venuta, ho detto, ma qual è la roba più importante, la ricchezza più grande di un territorio? Cosa sa fare la gente? Sappiamo noi far emergere questo? No. Non c'è nulla che fa emergere cosa sa fare la gente. Allora ho incontrato un ragazzo, Chris Richmond, che ha costruito un'app per i migranti e si è detto, chi domanda cosa sanno fare i migranti? E ha costruito Migrants. Migrants è potente, 400.000 migranti che stanno in piattaforma 3 ore al giorno ad imparare e ne ha già piazzati 10.000 nelle aziende. E allora ho detto, ti compro l'architettura, lo facciamo per gli italiani, lo facciamo per gli adolescenti, lo facciamo per far emergere cosa sanno fare i ragazzi, perché nell'autostima è importante che tu abbia un curriculum in cui tu puoi dire che non solo hai l'inglese e la matematica che la scuola ti valuta, ma che tu sai sciare, tu sai giocare a tennis, sai arrampicare, sai suonare il sax, ti piace un'altra cosa. Quindi dare dignità a tutto quello che una persona sa fare. E poi mica solo i ragazzi, gli adulti. Provate a immaginare se riusciamo a far emergere la quantità di cose che sanno fare le persone in un territorio. E allora mi sono fissato su questo. E adesso abbiamo costruito un'app che si chiama Lo So, anche questa a settembre-ottobre verrà lanciata, e abbiamo provato a dare strumenti, una piattaforma che si chiama Libera la Scuola, perché le scuole spesso sono abituate a fare dei bei progetti ma non sanno cosa fanno le altre scuole. E perché non facciamo sharing? Mettiamoli insieme, uno può vedere cosa fa un altro, impara qualcosa. E poi chiediamo alle scuole di dare stabilità ai processi educativi. E i progetti sulla dispersione scolastica vanno e vengono e non lasciano niente, anche perché nessuno ne va a valutare l'impatto.
diamo metodo, usiamo la piattaforma, diamo degli strumenti, diamo una libreria di opportunità, di progettualità, ma chiediamo alla scuola di impegnarsi con stabilità. Quindi non più se c'è quell'insegnante bravo lo faccio, il più perché magari l'insegnante di religione o di ginnastica. No, diamo stabilità, un gruppo stabile che affronta tutti i problemi educativi, non fosse altro perché, come diceva Bianchi, se non ripartiamo da lì non facciamo più niente. Quindi il tema dell'educazione, che è, come diceva benissimo Alberto, è di per sé l'innovazione, il tema educativo ha bisogno di essere animato dal cuore, ma ha bisogno anche di essere organizzato. E quindi abbiamo cercato di costruire strumenti così. E questo è il nostro approccio. Adesso presenteremo ai comuni una sorta di pacchetto collegato a quegli indicatori affinché un'amministrazione possa valutare la propria capacità educante e poi anno per anno migliorare quegli indicatori, esattamente come fa con la sostenibilità, con altri indicatori che nel mondo si usano per fare la fotografia e fare i piani di miglioramento. Quindi proviamo, senza chiaramente raffreddare, senza dare schemi rigidi, ma proviamo a unire il cuore e la mente e l'organizzazione e proviamo a aiutare le amministrazioni, perché finché noi pensiamo che sia la scuola che riesce a fare questo, non ce la fa e non possiamo dare per scontato che le amministrazioni, solo per quanto si chiamano territori, siano educanti. Ok? Siamo sempre noi, sempre in gioco noi, ma questa è l'alleanza e l'alleanza è la parola d'ordine che noi dobbiamo adesso avere ben chiara tutti quanti. Grazie mille. Grazie dottor Samaden per aver tirato in ballo dei temi, uno il tema pesante, ruvido, quello della valutazione. Bello il progetto, bella l'idea, perché mette insieme, fa intersecare la tecnologia con questa parola bellissima della indice di capacità educante, che dovremmo un po' tutti fare entrare nel nostro lessico quotidiano. La parola ora a Luigi Ballerini, medico, esperto di educazione, scrittore per ragazzi, nonché presidente del comitato scientifico del festival. Prego. Ecco, essere presidente del comitato scientifico del festival dà un vantaggio ed è sapere cosa dicono tutti quelli prima. Questo mi ha dato un vantaggio anche perché mi sono accorto che la declinazione del tema un'aula grande come la città, sapevo che sarebbe stata fatta così bene che io non avrei potuto aggiungere nulla, tranne, come scrittore, questa citazione. Abbiamo recentemente festeggiato il centenario della nascita di Gianni Rodari e nel libro degli errori c'è questa poesia che io amo molto che si intitola Una scuola grande come il mondo. Quindi andiamo ancora. Ve la leggo. C'è una scuola grande come il mondo, ci insegnano maestri e professori, avvocati, muratori, televisori, giornali, cartelli stradali, il sole, i temporali, le stelle. Ci sono lezioni facili e lezioni difficili, brutte, belle e così così. Si impara a parlare, a giocare, a dormire, a svegliarsi, a voler bene e persino ad arrabbiarsi. Allora ho trovato che sia nella declinazione che abbiamo visto, quindi un'aula grande come la città nel senso del territorio che si apre la scuola. Io pensavo però di dare un contributo diverso, mi sono preso questa libertà, nel declinare invece come la scuola, la classe sia una città. Quindi torniamo dentro le mura. Perché sono arrivato a questa riflessione? Perché certamente è stato anche detto e sentito più volte oggi pomeriggio, la situazione sociale è cambiata, la situazione familiare è cambiata e per molti ragazzi la scuola, mi viene da dire, per tutti la scuola è un ambito sociale fondamentale. Quindi la classe è un ambito sociale ed è a tutti gli effetti una città, perché al suo interno si vive, si traffica insieme,
un giovane non è mai solo a scuola, ha a che fare con i coetanei, con i pari, poi ci sono, pensate in una superiore, no? Una scuola superiore, secondaria superiore, per un primino, cioè quelli di quinta sono dei giganti, no? E per quelli di quinta i primini sono dei nanerottoli, per cui si fa i conti con chi è uguale a te, con chi è più grande ti fa paura, con chi è più piccolo e magari ti viene da tenere lontano. Ma poi ci sono gli adulti e non sono mica solo i docenti, ci sono i dirigenti, ci sono tutto il personale addetto, cioè, la classe, la scuola non è la classe, la scuola è il corridoio, è il bagno, è le scale, è tutto ciò che accade lì, per cui è un ambito sociale preziosissimo. A volte ci dimentichiamo come sia una comunità dove ciascuno ha il suo posto e dove ciascuno deve occupare bene il suo posto. La vita scorre, è fatta di spiegazioni, di verifiche, certo, di interrogazioni, ma poi di amori, amicizie, invidie, ripicche, antipatie, cioè è un mondo pazzesco dove le persone possono fare la pace o vivere o sperimentare la guerra, quindi ambito sociale importantissimo. La scuola è il luogo delle norme e mi viene da dire che per molti ragazzi, per alcuni ragazzi è l'ambito delle norme. Ci sono più norme a scuola che a casa per qualcuno. Per questo a volte la scuola sta stretta, perché come ogni città ci sono delle norme. La vita è scandita da orari non negoziabili, non è che entro quando voglio, no? Entro ed esco quando si entra e quando si esce, non si disturba, bisogna stare al proprio posto, al bagno si va chiedendo il permesso. Ci sono molte regole, per molti ragazzi sono più le regole a scuola che quelle a casa. Questo a volte potrebbe renderla intollerabile, ma anche qua è interessante quando un ragazzo trova intollerabili le regole, quando invece di vederle come regole, ossia come condizioni per una vita più bella e più civile e più facile come nella città, le vive come costrizioni. Abbiamo visto cosa è successo quando abbiamo considerato costrizione, mascherina piuttosto che altro, quando era una condizione. Era la condizione perché tutti potessimo liberarci più in fretta di questo virus, ad esempio. Solo un matto pensa che il semaforo rosso è una costrizione che mina la sua libertà. Il semaforo rosso è la condizione perché possiamo circolare tranquillamente. Ma essendo un luogo di norme, esistono anche le sanzioni e di nuovo, come ogni città, la scuola è l'ambito delle sanzioni. E qua mi piace pensare che, anzi mi piace invitare soprattutto chi la scuola la fa, noi abbiamo tendenzialmente una concezione penale della sanzione. Non hai fatto qualcosa, non hai studiato, non hai lavorato, quindi ci sono le conseguenze. In realtà c'è anche la sanzione premiale. La sanzione premiale è il bel voto. Hai lavorato, ti sei impegnato, hai capito, hai appreso. Allora, quanto è importante che esistano le sanzioni? Di nuovo, per molti ragazzi, la scuola forse è l'ambito privilegiato in cui sperimentare il nesso atto-conseguenza. Hai lavorato, porti a casa un certo risultato, non hai lavorato, porti a casa un altro risultato. Anche qua non c'è nulla di punitivo. Entrare nel nesso atto-conseguenza è certamente un aiuto per i ragazzi. Ora, tutto questo accade grazie a una coppia, alla coppia docente-discente, perché in questa classe ci sono i cittadini dove questa coppia che è fenomenale ed è straordinaria, secondo me, che è la coppia docente-discente, perché è una coppia che esiste solo lì. Fuori dalla classe i prof sono uomini e donne, fuori dalla classe gli studenti sono ragazzi e ragazze, ma quando sono lì si crea questo miracolo di costituire una coppia di docente-discente. Tanto è vero che non è che io sono sposato con una prof, per cui non è che io sono professore dentro, nel senso c'è il tempo verbale del docente è il futuro anteriore.
sarò stato docente se avrò avuto degli allievi. Quindi c'è questo paradosso. All'interno di questa città è lo studente che fa il docente, così come il docente è quello che fa lo studente. Ora, le nuove generazioni dovranno andare al cuore della questione, perché poi io sono un settore di distopia, per cui vado molto avanti e sulla questione di intelligenza artificiale ho scritto molto, mi interessa tantissimo, ma lavorando con i ragazzi si pone una questione interessante: che cosa, no, renderà più interessante il mio prof, la mia prof, il mio maestro, la mia maestra rispetto a un androide o rispetto all'intelligenza artificiale, che sarà gradita dai genitori perché è imparziale nella valutazione. Ora so di ogni tanto amici, amiche, insegnanti mi raccontano di genitori che arrivano lì e che dicono: mi fai vedere la griglia valutativa di questa verifica? Perché Miriam, che ha fatto la stessa verifica, ha preso 4,5 e il mio cucciolo ha preso 4+, che tu dici ma non è che cambierà tantissimo, ma no, un'oggettiva valutazione. Allora certo che un androide o un'intelligenza artificiale sarà perfetta, certo che sarà perfetta nella valutazione, certo che sa tutto e non sbaglierà, ma quante ne sa un androide, un'intelligenza artificiale? Allora si porrà la questione del che cosa rende più interessante e più affascinante, no? Avere un perfettibile, imperfetto docente umano rispetto che un perfetto androide. D'altro canto sarà proprio quello che permetterà alla scuola di restare affettuosa, dove ringrazio di nuovo il Ministro per avere per avere introdotto questo termine affettuoso, che però a me piacerebbe non interpretarlo in senso solamente dolce del vogliamoci bene, prendiamoci cura, ma imparare una questione affettiva, nel senso che accade dentro un rapporto con un altro, che è il mio adulto di riferimento. Allora facciamo sì che la scuola resti questo luogo di rapporto, questa città che ha le sue regole, ma che sono le regole della convivenza civile, che sarà capace di aprirsi alla città più grande degli uomini e a portare dentro anche tutto il buono che c'è della città, perché poi di fatto siamo cittadini dentro e fuori la scuola. Qui si vede chi è lo scrittore di romanzi. Grazie a Luigi Ballerini, sempre un piacere ascoltarlo. Insomma, inserito in una rete più ampia, l'apprendimento scolastico, l'abbiamo detto, non è semplicemente una questione accademica e nemmeno un investimento nel singolo. Si fa risorsa per la comunità, e al tempo stesso ulteriormente potenziato proprio dal contatto con la comunità. Affido dunque le conclusioni di questa tavola rotonda di questo pomeriggio a Giorgio Vittadini, che è professore ordinario di statistica all'Università Milano Bicocca, presidente nonché fondatore della Fondazione per la Sussidiarietà, autore di numerosissimi saggi su temi socio-economici, in particolare per ciò che riguarda il welfare, l'impresa sociale e il capitale umano, di cui abbiamo largamente parlato questo pomeriggio. Allora, riprendo l'osservazione del Ministro Bianchi, che questo è un luogo dove si sperimenta, quindi si costruiscono tantissime cose nuove, ma io penso che alla fine di una sessione così ricca bisogna tirare le fila anche dal punto di vista di come queste realtà, in termini aristotelici, cioè dalla realtà alla teoria, costruiscono una novità, permettendomi di aggiungere alle cose lusinghiere della scuola un problema che però noi dobbiamo aver presente: 543.000 abbandoni all'anno. Abbiamo 8 stadi di San Siro interi di ragazzi che abbandonano la scuola. Noi dobbiamo porci di fronte a questo problema, che si aggiunge al fatto che in molte regioni la qualità della scuola testata sia in termini internazionali che dall'Invalsi è nettamente inferiore. Questo è qualcosa di abnorme, perché la qualità dovrebbe essere una qualità che cambia within, all'interno delle scuole, non avere regioni
o tipi di scuole che sono inferiori. Quindi noi abbiamo un problema da risolvere e come il service learning può essere visto come qualcosa che è un inizio di risposta. Allora, la prima cosa che dico, che forse non si sa, che è nato non in Europa né in America del Nord, ma in America Latina, alla fine degli anni 90. Perché è nato in America Latina? Perché evidentemente, però riguarda anche noi questo fatto, in un posto del genere, in via di sviluppo, con molti problemi, uno non può pensare che costruisce una scuola bene, prescindendo dal fatto che i ragazzi che vengono hanno problemi sociali enormi. E quindi vuol dire che ha costruito un ponte rispetto a queste cose. Quindi è come, ma se per quello che ho appena detto, riguarda anche noi. Quindi il primo aspetto è nato non in punti organizzati di scuole d'élite, ma proprio laddove la scuola aveva problemi grandissimi di territorio, quindi ha a che fare con quello che ho detto prima. Secondo aspetto, oltre agli esempi che abbiamo sentito prima, vi faccio una lettura di alcuni esempi divisi per scuola che alla fine ci aiuteranno a capire cosa è questo service learning. Scuola dell'infanzia. Facciamo la differenza con la raccolta differenziata. Giochi di ieri, giochi di oggi. Un orto per tutti. Scuola primaria. L'inclusione attraverso la sport. Sosteniamo le nostre api. Vi porto nell'orto. Ti accompagno nella preistoria. Esperienze nella scuola secondaria di primo grado. Scriva, salva l'acqua, dona la vita. Siamo caduti nella rete virtuale, benessere a scuola, la cooperativa scolastica, l'arte che segna e insegna, raccogliamo valore, scuola secondaria, handicap sull'handicap, idraulica creativa. Incontriamo il mondo che è a casa nostra, turisti coccolati, sorrisi donati, le antiche porte di Palermo, miglior destino resurgo per i non vedenti. Allora domandiamoci qual è il filo rosso di tutte queste cose, perché dobbiamo chiederci, se no potrebbe essere una raccolta che non ha a che fare. Invece, dal punto di vista disciplinare, come si può vedere come scopo di questo service learning, prendo la definizione da uno studioso, consiste in percorsi di apprendimento servizio finalizzati allo sviluppo di competenze trasversali attraverso la realizzazione di esperienze orientate a sviluppare processi di apprendimento significativo e a promuovere la partecipazione attiva degli studenti e dei vari soggetti del contesto territoriale e sociale in cui la scuola è inserita nell'ottica di una trasformazione. Allora, capite che l'oggetto non è il cuore di questo, può essere qualunque, ma quello che mette in luce è un'attività atteggiamento dello studente che supera insieme al docente la lezione cattedratica. Non che non serva, ma è sempre più evidente che tu come scopo non è quello di dare delle conoscenze, ma di permettere che delle conoscenze siano in azione. In tutti i processi che abbiamo sentito a questo tavolo e in questi descritti qui, il filo rosso è che il docente accompagna lo studente alla scoperta di queste cose sul territorio che vanno dalla natura, vanno all'arte, vanno agli aspetti sociali, addirittura storici, e lo studente costruisce con lui la conoscenza. È un aspetto interattivo che quindi, perché questo può essere il limite del service learning, non è l'attività complementare, come dire, le gite scolastiche come erano intese. Facciamo tutta la vita che è noiosa, andiamo a fare la gita a Firenze, poi l'aspetto fondamentale non è i monumenti di Firenze, ma qualcos'altro. No, è un aspetto fondamentale, complementare dell'aspetto didattico. E in quale senso ancora? Torniamo all'anno scorso quando abbiamo parlato dei non cognitive skill detti ricordati oggi dal ministro. Questo è un modo in cui entra dalla porta principale il tema dei non cognitive skill, o meglio character skills, cioè l'idea in cui io devo sviluppare una personalità, devo sviluppare la creatività, devo sviluppare la capacità di giudizio, di interazione, di lettura dell'imprevisto.
stiamo introducendo con questo aspetto qualcosa che va inevitabilmente a impattare poi nell'aspetto didattico tradizionale, perché voi capite che uno professore di scienze che ha accompagnato a scoprire le api i ragazzi, oppure un altro che ha visto la preistoria, un altro che ha fatto scoprire l'handicap, quando torna in classe e parla di italiano, quando parla di scienza, ha un'altra persona davanti, a persone che, avendo visto una realtà, anche loro vogliono capire e si domandano cosa è successo. Quindi il valore di questo aspetto e il valore, secondo me, centrale in quello che sta capitando nella scuola italiana è il fatto che la partecipazione attiva dei comuni, degli insegnanti e dei ragazzi modifica lo scopo dell'insegnamento. Noi non possiamo più avere di fronte a tanti abbandoni un insegnamento standardizzato che non guarda le differenze. Noi dobbiamo andare a un aggiornamento personalizzato che capisce che uno parte meglio e l'altro parte peggio. Ma io posso recuperare quello che parte peggio, torno a quello che ho detto all'inizio, nella misura in cui lo interesso, nella misura in cui entro in azione con lui in modo diverso dall'altro. E questo avviene quando il ragazzo diventa attivo. Allora voi capite che questo è un esempio di questa rivoluzione che la scuola italiana ha bisogno, proprio perché è una scuola, a differenza degli altri, inclusiva, che vuole tutti. In Inghilterra, per dirne uno in più, uno che ha una dislessia va nella classe speciale. Proprio perché è una scuola che ammette dentro gli immigrati che arrivano e costruisce una scuola interetnica, deve avere un metodo che risponde a questo. Il metodo è questo cambiamento, questo costruire insieme la conoscenza, domandarsi non quello che sai, ma quello che sai fare. Anche perché il mondo di oggi, che è un mondo che cambia continuamente, chiede questo. Certamente la scuola non deve essere asservita al lavoro, ma il recente meeting di Rimini ho sentito da un grande manager, Ibarra, che nei prossimi 5 anni nasceranno il 50% dei lavori che non esistono ancora. Voi capite che se un ragazzo non è adattato a un cambiamento, anche se gli insegno benissimo a fare il perito meccanico, ma anche a fare il liceo classico, questo sarà uno spostato. Allora voi capite che questo aspetto è fondamentale e chiede un investimento comune finalmente, come sta avvenendo, tra comuni, tra scuola, tra ministero, perché questo è un cambiamento che non costa, che nasce dal basso, che si moltiplica, che mette in azione professori e fa sì che lo studente recuperi, perché è chiaro che gli abbandoni sono anche un problema economico, ma quanto dipendono dalla noia, quanto dipendono dal fatto che io non riesco a superare le colonne d'Ercole di ragazzi evidentemente più deboli e fragili, ma che per prima cosa devono uscire dal loro cellulare e devono scoprire, non per un dovere, non per la scuola del predellino, come dice qualcuno, ma per stupore, come bellezza, quello che viene. In fin dei conti, per fare anch'io una citazione letteraria, una delle cose più belle, non solo della letteratura, ma della cultura italiana è Ciao la scopre la luna di Pirandello. Un ragazzo che sembra quasi una bestia, ma che quando, spingendo il carrello di zolfo, vede la luna, diventa un uomo, si commuove. Noi vorremmo che tutta la scuola italiana sia fatta così e il Servigiorni può aiutarci in questo. Ringrazio il professor Vittadini, Luigi Ballerini, Federico Samaden. Siamo giunti al termine di questa tavola rotonda, la prima realizzata all'interno del Festival Nazionale dell'Innovazione Scolastica. Il festival comincia domani, questo è un antipasto. Domani alle 9:30 all'Isis Verdi apriremo le sessioni dove docenti e dirigenti delle scuole di tutta Italia esporranno i progetti, quelli nati e cresciuti dal basso, sperimentati dal basso, e li condivideranno, perché poi è questo il senso e la missione del FIS, la condivisione, per rendere la scuola al passo con i tempi, farla viaggiare al passo con i tempi
e rendere la scuola migliore. Allora, saluto il Ministro D'Incà, che è stato con noi fino alla fine, grazie Ministro, l'assessore regionale Donazzan, ovviamente grazie ad Alberto Raffaelli, Giuliana Barazzuol, Marco Ferrari del FIS, il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese insieme alla giunta e al suo consiglio comunale, vedo qui molti dei rappresentanti, e poi grazie al consigliere regionale Tommaso Razzolini, alla vicepresidente della provincia Bertelle, al viceprefetto di Treviso e poi alla dirigente dell'ufficio scolastico regionale Palumbo, è stato un onore averla qui, alla presidente di Indire, poi ancora grazie a tutte le autorità, non vi nominerò tutti perché ho paura poi di dimenticare qualcuno, grazie alle forze dell'ordine, agli amministratori locali tutti, a quanti hanno partecipato a questa tavola anche da questa parte, un grazie, permettetemelo, ai tecnici, Valdo TV per la diretta streaming, i dipendenti comunali per il loro contributo, un grazie speciale, davvero speciale, ai docenti dell'Istituto DF, in prima linea da praticamente non abbiamo fatto vacanza tutti quanti, quindi un grazie davvero a tutti, perché l'organizzazione del festival è anche cosa loro. Hanno lavorato dalla ristorazione all'accoglienza, dalla segreteria organizzativa al lavoro tecnico e di coordinamento, un lavoro enorme, lasciatemelo dire, di grande generosità. Vi prego un applauso, se lo meritano davvero. Ora ho proprio finito, grazie a tutti voi per la pazienza, per essere stati qua insieme a noi. Ora siete tutti invitati in Piazza Marconi per un brindisi ovviamente, ma anche per una degustazione, un risotto, ci sarà un risotto e poi la degustazione di prodotti tipici locali, insomma per fare festa insieme. Ok, grazie ancora e buon proseguimento.